Bentrovati, buongiorno davvero telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Siamo in diretta per darvi conto di tutti gli aggiornamenti da nord-est anche per questo fine settimana. Primo giorno per la nuova ordinanza firmata nei giorni scorsi dal governatore Zaia in un Veneto che resta nella fascia gialla, contrariamente da quanto successo per Friuli ed Emilia-Romagna, regioni che come il Veneto avevano adottato un'ordinanza più restrittiva. Quindi rimaniamo in zona gialla, ma con tutte le nuove misure dell'ordinanza di Zaia che vedremo anche nel corso della nostra diretta. Ma la cronaca incombe come sempre e ci porta a Treviso. Proprio lunedì avevamo cominciato questa settimana dandovi conto dell'esplosione, della deflagrazione di un ordigno nel cuore di Treviso, nelle vicinanze di Piazza Borsa, un ordigno particolarmente potente che aveva causato anche dei danni alla vetrina del supermercato PAM. Le immagini parlano chiaro. Ebbene, dopo pochi giorni, dopo poco meno di una settimana, i carabinieri, la procura sono riusciti a chiudere il cerchio attorno a un uomo di 56 anni. Questa mattina l'operazione è stata illustrata in procura, ma per noi c'era la collega Lina Paronetto che abbiamo al telefono. Lina, buongiorno. Mi dicono che Lina non c'è, ecco, comunque vediamo l'autore, il 56enne del gesto. Si tratta di Enrico Soraru di 56 anni, bellunese senza fissa dimora. È stato denunciato più volte dal direttore del supermercato per dei piccoli furti, quindi si tratterebbe di una di una vendetta e non quindi di un atto politico o dimostrativo come poteva sembrare in un primo momento. Era stato detto anche questo. Da qui l'operazione, sono state scandagliate ovviamente le telecamere che sono state installate in zona. Qui vedete gli effetti della deflagrazione sulla vetrina del PAM. Si è trattato davvero di un ordigno molto potente. Questo quindi a Treviso. Questa sera nel corso della nostra diretta la collega Lina Paronetto ci darà tutti i dettagli di questa operazione. C'è poi un appello che facciamo nostro per una donna che è scomparsa da casa. Su richiesta della famiglia diffondiamo la foto di Margherita, una donna di 61 anni di Campodarsego in provincia di Padova, di cui non si hanno più notizie da circa 24 ore. Margherita Enas, la donna è scomparsa mercoledì 11 verso le 16. Margherita veste una giacca impermeabile, pantaloni neri e ha problemi di memoria. Si è allontanata su una bicicletta nera con cestino olandese, ma era anche solita viaggiare in treno verso Padova, Venezia, Fontaniva. Chiunque abbia notizie è pregato di rivolgersi alle autorità del caso. Si sta occupando anche Penelope Onlus, Associazione Nazionale delle Famiglie e degli Amici delle Persone Scomparse. Quindi chi ha visto Margherita Enas è pregato ovviamente di rivolgersi alle forze dell'ordine. Ogni dettaglio in questa fase è essenziale per individuare la donna scomparsa di casa da Campodarsego, lo ricordiamo ancora nella giornata di mercoledì. Dicevamo, prima giornata della nuova ordinanza voluta da Zaia con i governatori di Friuli ed Emilia, con la differenza che in queste ultime due regioni non servirà, perché di fatto l'inserimento di Friuli ed Emilia in zona arancione di fatto annulla gli effetti dell'ordinanza.
la zona arancione di fatto supera queste misure restrittive che non vengono superate di certo in Veneto. Quindi che cosa succede da oggi? Succede che è sempre consentito svolgere attività sportiva, motoria, passeggiate all'aperto presso parchi pubblici, aree verdi e rurali, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 2 metri per l'attività sportiva e di 1 metro per tutti gli altri spostamenti. In ogni caso, questo va sottolineato, lo abbiamo ribadito più volte in questi giorni, in ogni caso fuori da strade e piazze dei centri storici, località turistiche delle aree solitamente affollate. Ne abbiamo parlato per l'appunto tanto. Poi c'è la questione della spesa, dei mercati, l'accesso è consentito ad una sola persona per nucleo familiare ed è vietato l'esercizio dei mercati all'aperto, fatto salvo che i sindaci adottino misure di prevenzione. Come è successo questa mattina abbiamo le immagini e le possiamo vedere a Ponte di Piave, dove l'amministrazione comunale ha adottato tutte le misure possibili per garantire la spesa in sicurezza. Ecco, questo è il mercato in questi momenti di fatto di Ponte di Piave, con tutte le delimitazioni, con tutti gli ingressi contingentati. Ci sono anche gli uomini della protezione civile, degli alpini, oltre alle forze dell'ordine che stanno in qualche modo regolamentando i flussi. La situazione è del tutto simile anche a Treviso. Questo sul fronte dei mercati. Poi c'è quella nuova norma che riguarda gli over 65, cui viene raccomandato l'accesso nei grandi e medi esercizi commerciali nelle prime 2 ore di apertura, quindi al mattino. Ci sono poi i bar e i ristoranti. Dalle 15 di oggi fino alle 18 si potrà entrare nei bar, ma solamente restando seduti al tavolo, quindi non si potrà prendere nulla al bancone. E ancora trasporto pubblico, la Regione ha invitato ad adeguarsi al massimo del 50% di capienza senza far girare i mezzi vuoti. Tante quindi le prescrizioni, queste erano le immagini di Ponte e di Piave, ma tanti comuni hanno adottato delle misure ulteriori. È il caso di Cittadella, dove c'è un'ordinanza antifumo. Questi gli aggiornamenti dalla redazione padovana. Divieto di fumare all'aperto, l'ordinanza firmata nelle scorse ore dal sindaco di Cittadella a tutela della salute pubblica in questo periodo storico ha anche una valenza di tipo sociosanitario, perché di fatto va a limitare potenziali assembramenti e rischi di contagio, visto che quando si fuma la mascherina viene abbassata. Luca Pierobon, primo cittadino del comune dell'Alta Padovana, ha emesso il provvedimento che vieta di fumare all'interno di tutto il centro storico, spalti e rive comprese, nei parchi e aree ludiche per bambini, presso le fermate del trasporto pubblico e nelle aree pubbliche in situazione di coda in attesa di accedere ai servizi commerciali, uffici pubblici e privati. Per i trasgressori la sanzione è prevista di 150 euro, ma potrebbe arrivare fino a 500 euro. Polizia locale e forze dell'ordine intensificheranno i controlli durante il fine settimana. Fine settimana di controlli quindi a tappeto in tutti i luoghi del Veneto. Dopo andremo anche sulle spiagge nel litorale dopo la diretta di Zaia, ma questa è un'altra faccenda. La vicenda invece, la questione collegata è quella economica, una crisi che continua a mordere e ovviamente queste nuove restrizioni di certo non aiutano i baristi, i ristoratori e non solo. Questa mattina per solidarizzare di fatto con queste categorie sono scesi in piazza i Fratelli d'Italia. Lo hanno fatto a Conegliano con un sit-in. Siamo collegati proprio con il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, vedo anche il consigliere regionale Tommaso Razzolini, se non sbaglio vedo anche Claudio Borgia, assessore a Montebelluna. Ecco, quindi ci siete tutti, De Carlo, mi pare, per dire che cosa? Buongiorno innanzitutto. Buongiorno, grazie a voi dell'attenzione. Sì, siamo scesi in piazza oggi a manifestare il nostro supporto a quelle categorie, specialmente commercianti, ma piccole imprese che insomma sono state messe all'ultimo posto dell'agenda economica di questo governo. Lo facciamo con molta umiltà e con molta
concretezza. Assieme a me c'è Razzolini, c'è Montuori, ci sono Borgia, tanti militanti, Lorenzo Burgio qui, il presidente del circolo di Conegliano. Siamo qui proprio per dire e per raccontare quelle che sono le nostre proposte, sono state le nostre proposte e saranno le nostre proposte anche la prossima settimana in Commissione Bilancio del Senato, dove io ho presentato una serie di emendamenti a nome di Fratelli d'Italia proprio per cercare di lenire il disagio oggi di tanti operatori e di tanti commercianti che pagano questa crisi in maniera molto più pesante rispetto ad altre categorie, non certo per colpa delle altre categorie, però è un dato di fatto oggettivo che c'è chi oggi partita IVA è più in difficoltà di altri, quindi era doveroso che noi ci fossimo. Siamo stati qui, abbiamo rotolato un tricolore a sostegno della nazione, a testimonianza di come Fratelli d'Italia sia vicino proprio a tutti i commercianti. E De Carlo, tra queste proposte che lei presenterà, qual è la principale? Beh, la principale è quella che un DL che si chiama Ristori non possa non ristorare tutti, a prescindere dal codice Ateco, che questa è una vecchia battaglia nostra già dalla primavera, e cioè non vanno ristorati solo quelli che hanno determinati codici Ateco, che quindi sono rimasti chiusi, ma anche tutti quelli che da un anno rispetto all'altro hanno avuto una perdita di fatturato. Non ha nessun senso discriminare i nostri operatori, il governo lo ha già fatto, cerchiamo almeno di lenire questo disagio in sede di appunto ristoro. Basta bonus, basta contributi a pioggia, interveniamo veramente su chi questa nazione la sta tenendo in piedi, e sono le nostre piccole e medie imprese, le tante partite IVA. E De Carlo, una battuta sulla città in cui lei si trova, e avete manifestato una manifestazione politica nel cuore di una città che è rimasta di fatto da una settimana senza sindaco nel bel mezzo di una pandemia. Il dibattito all'interno del centrodestra è già aperto, si parla di una ricandidatura di Fabio Chies, appoggiata anche dal sindaco di Treviso Mario Conte. Voi come alleati di Fratelli d'Italia all'interno del centrodestra cosa dite? Qual è la vostra posizione? Beh, noi abbiamo rotolato oggi uno striscione con su scritto Conegliano merita. Merita perché è una città importante, merita perché è una delle città più importanti del Veneto e di Treviso, merita perché nel momento in cui arriva un commissario è sempre una sconfitta della politica e una sconfitta della città. Noi ci siamo, vogliamo esserci, siamo orgogliosamente sempre stati il collante del centrodestra, cercheremo di esserlo anche a Conegliano, però prima di parlare di sindaci, prima di parlare di assetto e di amministrazione, vorremmo parlare di quali sono le nostre idee per questa città che appunto merita. Messaggio forte e chiaro, De Carlo, grazie per la disponibilità, buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi. Vi mostro poi questa immagine che arriva da Treviso, dal mercato di Treviso. Vi racconteremo anche questa giornata trevigiana, lo farà la nostra Francesca Bozza. Queste sono le sue immagini in tempo reale. Come vedete, varchi di accesso monitorati anche per il mercato di Treviso. Adesso andiamo in pubblicità, poi abbiamo una testimonianza davvero importante di un uomo noto anche per il suo impegno amministrativo che ha lottato per giorni contro il Covid, e ci racconterà la sua storia, la sua esperienza, subito dopo la pubblicità. Di nuovo in studio, in attesa di andare a Marghera con il consueto punto stampa del governatore Luca Zaia, ci colleghiamo con Resana per una testimonianza importante sotto tanti punti di vista. Saluto e ringrazio Matteo Bellinato, imprenditore, consulente aziendale e assessore alle attività produttive del Comune di Resana. Buongiorno Bellinato. Buongiorno a tutti, vi ringrazio per avermi dato l'opportunità di raccontare la mia testimonianza. Grazie a lei Bellinato. Cominciamo dall'inizio, che ne dice? Cominciamo proprio da come ha scoperto la sua positività al Covid, quali sono stati i sintomi e che cosa ha vissuto.
Allora, il martedì sera, martedì 27, sono arrivato a casa e sono arrivato stanchissimo, ero proprio senza forze e alla mattina ho chiamato subito il dottore e ho chiesto di poter fare un tampone. Subito sono andato a fare il tampone ad Altivole e dopo 2 ore mi hanno chiamato dicendomi che ero positivo e quindi dovevo fare il molecolare. Ho fatto il molecolare subito e dopo un giorno ho ricevuto la comunicazione che ero ancora positivo e ero a casa con la febbre 38-39. Questa è durata per circa 4-5 giorni, fino a che il giorno 2 di novembre ho dovuto dire alla mia compagna di chiamare assolutamente l'ambulanza perché non respiravo. Se respiravo sembrava di respirare fuoco, una sensazione molto molto strana e avevo la saturazione a 88, quindi era difficile per me respirare. Dopo un quarto d'ora, circa 20 minuti, è arrivata l'ambulanza e mi ha portato in ospedale a Castelfranco. A Castelfranco mi hanno visitato, mi hanno subito fatto delle flebo e poi mi hanno portato direttamente a Conegliano. E a Conegliano mi hanno dato subito l'ossigeno. È stata un'esperienza drammatica perché comunque io stavo salendo in ambulanza. Mio fratello che è a Bologna e non vedo da un mese è ricoverato anche lui per la stessa patologia. E quindi vedere i tuoi genitori e la tua compagna disperati è stata veramente toccante, tu non riuscivi nemmeno a dirgli nulla, non riuscivi. Quindi lei Bellinato scopre di fatto, arriva a casa il 27 di ottobre la sera, stanco, molto stanco, spossato. Sì. Quindi nella notte decide di recarsi, nelle ore successive al drive-in di Altivole, fa il test, risulta positivo, poi appunto la chiamano, rifà il test, quello molecolare, la positività viene confermata. Da lì ci sono 4-5 giorni di febbre da cavallo sostanzialmente. Febbre, dolori e tu prendi la tachipirina pensando che la tachipirina possa abbassare la febbre. Prendi 1, 2, 3 tachipirine e la febbre non va giù. Quindi è molto difficile la situazione, però la situazione è stata peggiore quando non riesci a respirare. Cioè, e quando è non iniziato respirare. questo? Quando è iniziato questo? Il lunedì mattina, il lunedì 2 mattina. E non volevo chiamare l'ambulanza. Al primo pomeriggio ho detto chiamatela, non ce la faccio, chiamatela. E quindi sono arrivati a prendermi e colgo l'occasione per ringraziare tutti quanti i medici, gli infermieri, gli OS, per tutto quello che hanno fatto, come mi hanno curato. Possiamo dire che abbiamo in Veneto una sanità che funziona. Abbiamo veramente, se posso permettermi di dire, Prego. un presidente che vuole bene ai cittadini. Abbiamo un assessore alla sanità che mi è stata vicina, quindi io posso dire che la nostra sanità funziona, però dobbiamo stare attenti, dobbiamo rispettare tutto quello che ci dicono, dobbiamo ascoltarli, non possiamo non ascoltarli. Bellinato, facciamo un passo indietro. Lei viene ricoverato a Conegliano nel reparto di medicina, se non sbaglio? Sì, reparto di medicina e subito mi hanno fatto dei raggi, hanno visto che i polmoni non erano messi bene, il dottore ha subito prenotato il farmaco, il Remdesivir, è un farmaco che è stato utilizzato da Trump, da Berlusconi, è un farmaco molto, molto potente. In quei 2 giorni di attesa che arrivasse mi hanno tenuto monitorato ogni 2 ore, sempre, perché il virus muta e non si sa come può mutare. Da un momento all'altro ti trovi con il respiratore e quindi ero in una fase molto critica. Mi davano cortisone, mi davano tachipirina perché comunque avevo sempre un po' di febbre e avevo l'ossigeno necessario per poter respirare perché altrimenti non riuscivo ancora a respirare. Dopo 2 giorni, quando è arrivato il farmaco e me lo hanno fatto, ok, quindi iniettato, durava 2 ore e mezza, 3 fondamentalmente, era un qualcosa di pesante perché ti faceva dormire, però dopo 3 giorni di farmaco
ho iniziato ad avere un po' di sollievo, ho avuto. E in quei momenti comunque di solitudine, perché comunque rimani da solo, non puoi parlare con nessuno. Ho ricevuto migliaia di messaggi da parte di tantissime persone che mi ringraziavano della testimonianza. Ecco perché ho continuato comunque da un letto di ospedale a fare delle comunicazioni, dei messaggi dove volevo comunicare alle persone, diciamo a questi negazionisti, chiamiamoli così, ok, che devono capire che nulla è inventato, nulla. Questa malattia è una malattia grave, dobbiamo stare attenti. Anche Dobbiamo perché, stare. tra l'altro, Bellinato, lo si vede, lei è giovane, quanti anni ha? Io ho 49 anni, non ho Ecco. avuto nessun tipo di patologia. Ho sempre lavorato, abbiamo sempre fatto attività con il nostro sindaco di comunicazione, stare attenti e abbiamo sempre rispettato quello che erano le regole, cioè mascherine quando facevamo le giunte, avevamo le mascherine, quando incontravamo le persone mantenevamo la distanza, mascherine, disinfettarsi le mani, cioè siamo sempre stati molto attenti e siamo stati i primi a dire ai nostri concittadini di dover rispettare le regole. Poi però E è difficile. Bellinato, le faccio una domanda un po' personale. Ha temuto di non farcela ad un certo punto? Allora, fintanto che ero in ospedale, i primi 2 giorni ero lì che pensavo, quello che mi è passato per la testa e quello che ho visto è difficile. Sono arrivato in ospedale, eravamo in 5, sono andato via, eravamo in 25, però ho avuto dei momenti molto tristi. Mi veniva da piangere e solo dopo, quando sono arrivata a casa, ho avuto la mia compagna che non mi ha detto tutto, ok? In quei giorni i medici dicevano non le dico nulla perché siamo in una fase molto critica e oggi mi rendo conto che io sono stato fortunato e il mio pensiero va sicuramente a tutte quelle persone che non ce l'hanno fatta, che stanno lottando e che sono in un letto di ospedale. Quindi i pensieri sono stati tanti. Dico, sono fortunato, sono a casa e mi riprenderò sicuramente col suo tempo, però i pensieri sono brutti, quelli che ti passano, perché sei lì da solo 24 ore al giorno, in una camera da solo. Lei si possa immaginare cosa può passare per la mente. E Bellinato, chi sono stati i suoi compagni di viaggio? Chi erano? Chi c'era Allora, nel reparto con lei? Allora, io ho avuto per 2 giorni un signore di San Zenone degli Ezerini che era stato ricoverato a Montebelluna e poi l'hanno trasferito in Conegliano e poi fortunatamente lui è tornato a casa. Quando sono il giorno prima di tornare a casa è arrivato un signore, il signor Bruno, di 80 anni e mi ha fatto togliere il cuore, una persona che non respirava, che si lamentava, è stato pesante, pensavo l'ultima notte, forse la notte più tranquilla per me, è stata la notte più angosciante, vedere un signore di 80 anni che non riusciva a muoversi, non riusciva a parlare, è stata dura, è E stata dura. c'è qualcuno dei suoi compagni di viaggio che non ce l'ha fatta? Al momento che io sappia, no. Fortunatamente quella persona che è stata con me i primi giorni, ci sentiamo tutti i giorni. Il signor Bruno, non so, mi auguro che stia meglio, che stia superando questa difficile malattia. E il suo fratello come sta? Mio fratello fortunatamente sta bene, mio fratello è a casa e anche lui, diciamo che dopo questa malattia tu ti ritrovi alla mattina che ti svegli e fai fatica a metterti in moto, passano 2 ore, 3 ore e poi inizi un attimino a muoverti, inizi a fare qualcosa, però la concentrazione va via a volte, ti stanchi, hai bisogno di dormire, non è una bella sensazione. Ma il suo fratello è stato ricoverato a sua volta, quindi?
Sì, mio fratello è stato ricoverato a fatalità il stesso giorno mio a Bologna. Era un mese che noi non ci vedevamo, Ah, quindi nessun contatto. Quindi quanti è anni? stata... Mio fratello ha 55 anni, sì. Ecco, quindi Sì. diciamo che è uno spaccato questo che fa riflettere. Lei adesso si trova ancora in isolamento a casa perché Sì. è ancora positivo sostanzialmente, ma sta molto meglio, lo vediamo tutti, insomma. Sì, sì, assolutamente sì. Sono a casa fortunatamente. Il 20 farò il prossimo tampone, speriamo che sia negativo e naturalmente poi pian piano torniamo alla normalità, torniamo a combattere contro questi negazionisti, io li chiamo leoni da tastiera, li chiamo. Voglio portare la mia testimonianza dove posso, per dire a queste persone, perché comunque sono delle persone che la possono pensare come vogliono. Io non sono qui e non voglio dire sbagliano o non sbagliano. Io dico solo una cosa, devono avere rispetto almeno per gli altri. Cioè, se a loro non interessa mettere la mascherina, che lo facciano per gli altri. Però gli dico una cosa, gli auguro di non prendere il virus, ma se hanno la sfortuna di prenderlo, gli chiedo con tutto il cuore di lasciare il posto a chi ha rispettato le regole, di sedersi di fianco a qualcuno, ok? E vedere cosa vuol dire. Poi forse, quando avranno bisogno dell'ossigeno e di altre cose, forse si renderanno conto che non è così come la pensano. Siamo un paese libero comunque, che sia chiaro, però gli dico per cortesia, rispetto per gli altri, per i bambini, per gli anziani e soprattutto per le attività produttive che abbiamo nel nostro territorio, che stanno soffrendo, perché per colpa loro che vanno in giro il sabato, la domenica, si ritrovano, vanno a mangiare di nascosto, queste attività chiudono, i bar, i ristoranti e i negozi chiudono, devono rendersi conto che il non rispetto vuol dire fare chiudere le attività, che sono tante. E Per lei cui ne io sa qualcosa da consulente aziendale che lavora anche in tutto il assolutamente, mondo. Ecco. Quindi assolutamente sì, ma io sono vicino alle aziende del mio territorio. Io ho imprenditori, ho diciamo titolari di bar, ristoranti, panifici del mio paese che mi chiamano e mi dicono: Matteo, la gente non capisce nulla, non rispetta le regole. Quindi torno a ripetere ai negazionisti: abbiate rispetto per gli altri, mi raccomando, perché altrimenti chiudiamo e quando chiudiamo è finita per tutti. Siamo in zona gialla, abbiamo la fortuna di avere un governatore che sta dando l'animo per far sì che noi possiamo stare in questa area. Rimaniamoci, stiamo a casa, fra 3 mesi, 4 mesi possiamo di nuovo andare fuori e non abbassiamo la guardia, soprattutto quando siamo a casa con i nostri familiari, perché è lì che noi abbassiamo la guardia ed è lì che forse probabilmente rischiamo. Quindi è lei, tra dura, però l'altro, andiamo avanti. anche la sua compagna è positiva. Sì, anche la mia compagna è positiva, asintomatica fortunatamente, e ho fatto passare dei brutti momenti, però mi è stata vicina, molto, mi è stata vicina come i miei genitori e devo solo ringraziarli e ringraziarla. E le è stata vicina anche tutta la comunità di Resana, il sindaco Bosa, che salutiamo. Ha sentito la comunità stringersi attorno a lei, ha sentito il sostegno della sua comunità e le Allora, chiedo, le comunità, le nostre comunità sapranno ripartire? Allora, io ho avuto un sindaco che, oltre che essere un sindaco, è un amico. E ho avuto poi gli altri consiglieri che mi messaggiavano tutti i giorni, mi sono stati molto vicini. Ho ricevuto messaggi dai miei cittadini che non avrei mai pensato di ricevere tanti messaggi di solidarietà e di vicinanza e colgo l'occasione per ringraziarli tutti di quanto vicino mi sono stati e appena posso ritornerò al mio posto e fare il mio dovere insieme con il mio sindaco, naturalmente. Sono convinto che noi ripartiremo, sono convinto che questo qui è solo un momento di stallo. Sicuramente ci sarà qualcuno che non ripartirà
e noi dovremmo essere vicini come istituzioni, come persone, dovremmo trovare il modo per aiutarli e farli ripartire. Quindi sì. Grazie davvero per la sua testimonianza. È arrivato il governatore e la ringrazio, parole molto importanti. In bocca al lupo, auguri di una pronta guarigione. Ci colleghiamo con Marghera, è arrivato Zaia. E considerazioni. Allora, i tamponi, iniziamo subito col bollettino. 2.547.409. Sono in totale test rapidi più, i test rapidi sono questi, 577.984, e ci va di moda parlare di test rapidi. Se vi interessa il totale dei due, magari diamo un dato, allora sono 34.885 test rapidi, 34.885 test rapidi nelle ultime 24 ore. Più 18.404 test molecolari nelle ultime 24 ore, totale 53.289 tamponi, cioè è il giorno del record. Siamo arrivati a 53.289 tamponi in un giorno. Ovviamente con 18.404 tamponi molecolari capite che l'esito non è che ce l'hai dopo 7 minuti come i test rapidi, ce l'hai dopo qualche giorno, cioè, qualcuno aspetta anche 4-5 giorni, quindi capite la facilità di avere il test rapido. Comunque 53.289 tamponi al giorno, considerate che adesso il tampone viene rapido e molecolare, vengono contabilizzati assieme, significa ovviamente un'azione non da poco che stiamo facendo dal punto di vista sanità pubblica. Peraltro sui tamponi, vabbè, ma ve lo dico dopo. Numero dei positivi 98.084, sono 3.578 in una giornata, in 24 ore. Però come ripeto sempre alla nausea, se avessimo fatto 53.000 tamponi a marzo avremmo avuto non 3.578 ma 10.000 almeno positivi, perché la proporzione è quella. Quindi oggi c'è un dato, il numero di positivi per tampone è un terzo di quelli che trovavamo a marzo, questo lo possiamo dire senza problemi. Positivi di oggi, cioè in questo momento in Veneto ci sono quasi 60.000 positivi, sono 59.705. Infatti cosa vuol dire? Se 98.000 sono quelli dall'inizio della crisi del 21 febbraio, ce li avete qui, 60.000 ce li abbiamo adesso, vuol dire che il 60% sostanzialmente ce li abbiamo tutti in questa seconda fase. O meglio, in questo momento abbiamo il 60% di tutti i positivi avuti nella storia del coronavirus. Perché? Perché facciamo una montagna di tamponi e quindi li troviamo. Allora, in isolamento abbiamo 26.478 persone, in più rispetto a ieri 5.207, e questo è l'esito dei tamponi. Perché ogni tampone positivo si porta dietro dei conviventi, dei contatti stretti che vanno poi in isolamento. I ricoverati sono 1976, più 29. Questo è un più 29 nel dare e avere ovviamente, no? Perché capite che sono sicuramente di più di 29. Ma ne abbiamo dimessi anche tanti, perché il turnover, come vi dicevo, è un turnover importante, cioè si sta di meno in ospedale con questa ondata rispetto alla prima. Quindi quando giri i pazienti il tasso di ospedalizzazione è di 5, 6, 7 giorni, finisce così, no? Cioè siamo un po' avvantaggiati dal fatto della permanenza media più bassa in ospedale. Terapie intensive sono 241, e quindi siamo prossimi a 2,50 passare di fase, ma a noi non interessa il passaggio di fase perché ci siamo già passati con i ricoveri.
più 14. Totale dei morti, che è la parte più triste di questo bollettino, 2.816, 52 persone hanno perso la vita. Dimessi 5.613, 100 persone abbiamo dimesso, eccolo qua il dato. 105 persone nelle ultime 24 ore sono uscite dall'ospedale. Allora, sul fronte dei tamponi, nelle lunghissime riunioni di questa mattina, abbiamo ancora rivisto il sistema, perché noi cominciamo a farne veramente tanti di tamponi. Peraltro ringrazio i medici di base, per i quali confermo che abbiamo raggiunto l'accordo di 100.000 tamponi in più, che distribuiremo non coram populi, cioè non un tot a tutti, ma su richiesta, perché c'è chi magari ha un po' di magazzino e chi non ce l'ha, chi fa più tamponi che fa di meno, quindi l'ULSS gli distribuirà, sono 100.000 tamponi, non sono pochi, e ad esaurimento, con l'impegno poi di rivedere l'accordo, ovviamente finiti 100.000 tamponi. Considerate che nel frattempo, avete visto anche ieri, è uscito, c'è stata un'agenzia autorevole di Guerra, del professor Guerra dell'OMS, che ha detto: guardate, io ho già visto i primi test fai da te che verranno distribuiti in farmacia. Però quando lo dicevamo noi eravamo degli sprovveduti, adesso finalmente lo dice l'OMS, chissà che qualcuno ci prenda sul serio. Comunque vi annuncio che noi la sperimentazione l'abbiamo iniziata, adesso ce ne arrivano tra lunedì e martedì 5.000 e che verranno distribuiti per avere una sperimentazione in Veneto, ma però guardate, ho parlato anche stamattina con il dottor Rigoli che era qui, noi verosimilmente la prossima settimana comunque ve lo facciamo vedere il test fai da te, in modo tale che potete capire la praticità. Ovviamente poi dovrà essere sperimentato e validato e autorizzato alla diffusione. Qualora avessimo questa possibilità, stiamo parlando di qualche euro, ma la possibilità di ognuno, capite, cambia anche il piano di sanità pubblica, per carità, con tutti gli annessi connessi, perché a quel punto non è che controlli chi fa il test rapido, o meglio riusciremo a controllarlo se utilizziamo l'applicazione come vorremmo noi. Ma al di là di questo, quindi punti Covid 7 del mattino, 7 di sera, questa è la nostra idea, rafforzati, messi in network in maniera tale che il cittadino abbia sempre più chiarezza di dove può andare. Dopodiché il progetto lo presenteremo affinato anche questo i prossimi giorni, a parte il fatto che i punti Covid Point esistono, ma vogliamo ancora rafforzare e ampliare l'orario, cioè avere in ogni ULSS almeno un punto che fa H24, in più avere gli altri dove tutti presenti con la prescrizione medica. Sapete che non si va a fare il tampone perché passo davanti e mi faccio un tampone, ma ci deve essere la prescrizione, lo fai con dalle 7 alle 19. Ovviamente adesso faremo anche questa modifica di orario, non sarà da oggi, ma comunque gli orari ci sono per andare a Covid Point. Ci sono delle realtà, ad esempio Verona, dove abbiamo più difficoltà, perché bisognerà ancora investire ancora di più sull'aspetto organizzativo, altre realtà dove insomma in quarto d'ora, 20 minuti lo si fa. Non sto dicendo eresie, se qualcuno vuole contestarmi il dato cito anche dove si fanno, cioè i cittadini che ringraziano, come quelli che scrivono sono stato 7 ore in coda, ci è capitato a Verona, e c'è anche chi ci scrive io in un quarto d'ora ho fatto il tampone a me e a mio figlio, anche ieri è arrivata una mail. Sì, anche il drive-in qui, insomma ci sono dei drive-in che viaggiano veloci, altri hanno qualche difficoltà, però insomma facciamo anche tanti tamponi. E, su questo fronte volevo anche dirvi, rispetto ai tamponi, voi avete visto che stamattina fra l'altro si è tenuta anche l'unità di crisi della protezione civile, perché noi abbiamo il tavolo dove io sono soggetto attuatore. Abbiamo deliberato e assunto il protocollo per le terapie intensive, il protocollo per le cure domiciliari, e poi abbiamo anche fatto una commissione con il dottor Masullo, il dottor Dell'Acqua,
Quindi il dottor Masullo è capo della parte del bilancio ma anche della sanità in questo momento. Il dottor Dell'Acqua come protezione civile, essendo il massimo dirigente del settore, e poi la dottoressa Simeonato, azienda zero, e l'avvocato Caramel come segretario di giunta, sono la commissione che porteranno appunto in maniera didascalica e puntuale tutto quello che è stata e sarà la contabilità dei famosi milioni di euro versati dai cittadini. Ho chiesto che oltre alla contabilità, sarà magari ingombrante, ma si faccia una stampa di tutti i nomi e i versamenti, che resterà allegato ovviamente al fascicolo che verrà presentato, in modo tale, è anche un pezzo di storia se ci pensate, no? Allora, raccolti nel conto corrente della Regione 38 milioni, raccolti con le ULS, metteremo anche la contabilità delle ULS, per capire dove sono stati destinati. Vi anticipo già sanità e protezione civile, poi quelle sono destinazioni, e mi sembra si arrivasse a 58 milioni di euro, se non ricordo male la cifra. Comunque il conto corrente della Regione era 38, quindi non solo per adempimenti di legge, perché è giusto fare una distinta di dove sono stati investiti queste risorse, ma anche per un fatto di, come si può dire, di aspetto organizzativo e anche di visibilità per tutti quelli che hanno versato. Da chi ha versato €1 ce ne sono, e chi ne ha versato 5-6 milioni di euro, sono privati che hanno versato queste cifre. E vedete che avete visto che siamo in zona gialla, plus come l'ho chiamata io, visto che è stata apprezzata questa zona gialla plus, e che non si dice plus. No, perché magari non vorrei che qualcuno mi imitasse dicendo che sbaglio anche a pronunciare l'inglese, perché non è inglese. E dicevo, abbiamo oggi, io devo dire per onestà intellettuale, non sono convinto che i colleghi dell'Emilia Romagna e del Friuli Venezia Giulia abbiano delle situazioni diroccate. La verità è che l'algoritmo è impietoso, a volte magari anche per un decimale spara una classificazione che ti mette in un'area o nell'altra. Insomma, abbiamo condiviso questa sfida con i colleghi e penso che debba essere riconosciuto al Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna comunque che hanno condiviso con noi anche il tema dell'ordinanza e tutto, che a questo punto salta per loro, e sicuramente la volontà di essere sul pezzo. Per noi cosa succede? Succede che valida l'ordinanza nostra. Ricordo che la nostra ordinanza prevede fondamentalmente degli aspetti che consideriamo cruciali, e se dovessimo fare l'estrema sintesi dell'ordinanza dovrei dire che questa ordinanza invita a non andare a creare assembramenti. Fondamentalmente ti dice: se vuoi passeggiare, farti la passeggiata, fare attività motoria, non andare in centro, non andare a ingolfare le piazze, non andare a ingolfare i viali principali, vai da altre parti. Non veniteci a chiedere dove, li trovate da soli i posti. Adesso non facciamo, che non debba fare la cartina dei percorsi Covid. Io dico semplicemente che qui c'è da parte di tutti la necessità di metterci impegno. Vi ricordo che dietro all'angolo c'è sempre la zona arancione quantomeno, Anche se il nostro R/T è andato a 1,29, vi ricordo che dietro all'angolo c'è sempre la zona arancione, se non anche quella rossa, ma basterebbe andare all'arancione per far capire a chi non vuole fare sacrifici che a quel punto sarà chiuso nel confine comunale, perché questo è quello che accade. A quel punto saranno chiusi tutti i bar e tutti i ristoranti, molte altre attività, ed è una piccola anticipazione di quello che può essere una cosa che noi già abbiamo sperimentato, che si chiama lockdown. Noi stiamo lavorando come lo state facendo voi, perché state facendo un grande lavoro di divulgazione, e devo ringraziare tutta la stampa presente sempre, perché ci aiuta a comunicare. In questa fase la sfida per noi veneti è quella di non fare assembramenti, e l'invito è veramente forte, perché gli ospedali sono molto tirati con i numeri, abbiamo 2200 persone ricoverate. Avete visto che i medici a livello nazionale hanno
invocato un lockdown, ma è naturale un medico che se guarda il suo osservatorio dice meno vanno in giro, meno fanno festa, meno pazienti avrò e meglio riuscirò a curarli. Quindi facciamo in modo che questo fine settimana sia un fine settimana di civiltà, di senso civico, di capire che anche se non ce ne rendiamo conto, magari pensiamo che proprio non sia così, che anche una piccola azione può essere una grande azione nel rispetto del lavoro dei medici e anche nei confronti dei pazienti che sono lì in ospedale a soffrire. Noi ci mettiamo il resto, però è fondamentale che come cittadini tutti noi ci impegniamo a non creare assembramenti, Portate la mascherina in maniera ossessiva. Ricordo che la mascherina non protegge dall'aerosol. Mi spiego, se state in auto con un positivo e tutti e due portate la mascherina, vi infettate, perché quello si chiama aerosol, no? Respiri la stessa aria. La mascherina protegge, come si dice, quando misuravamo, no? Il droplet, no? Dalle goccioline, da quello che è dall'emissione che una persona può fare di virus, di carica virale, mentre ti parla, mentre respira vicino a te. Quindi tu porti la mascherina per non diffondere la tua carica virale e viceversa chi è davanti a te la porta per non diffondere la sua carica virale. Allora qual è il tema? La mascherina è utilissima in tutte le occasioni dove non c'è distanziamento sociale, dove comunque bisogna mettersi in sicurezza. Allora, anche ieri ci avete chiesto, ma ci scrivono in molti, perché poi ci sono sempre quelli pignoli. Se tu vai al bar e ti siedi per consumare, devi portare la mascherina nel momento in cui non bevi più. Cioè non è che puoi stare lì a chiacchierare tutto il pomeriggio senza mascherina. Io chiedo perdono ai professionisti che sono qui della comunicazione, ma io queste robe le devo ripetere in maniera ossessiva perché a noi arrivano le richieste alle mail della Protezione Civile. Fra l'altro ringrazio i ragazzi del mondo social che ci seguono, in particolar modo Viral Veneto, che resta oggi il primo portale Instagram che parla solo di Covid, tutto Veneto, e ha introdotto l'intelligenza artificiale. Andatelo a provare, entrate nella chat di Viral Veneto e avete l'intelligenza artificiale che ti fa le domande e ti dà anche ti fa le domande, tu scegli qual è la domanda alla quale vorresti avere, dalla quale vorresti avere una risposta e quindi c'è tutto un percorso dove l'intelligenza artificiale ti accompagna, quindi con delle domande prototipo, tipo, e delle risposte poi che prevedono tutti, è una sorta di flowchart inserita nel portale. Anche questo è un ulteriore elemento di comunicazione con i giovani. Un ultimo appello lo faccio ai ragazzi dicendo che l'area gialla non è che abbiamo vinto un premio, non è un gioco a premi, non ci sono i primi della classe. Noi sì, è vero, siamo l'unica regione assieme a Trento, o meglio l'unica grande regione, 5 milioni di abitanti in area gialla del nord. Non abbiamo vinto nulla, anzi se volete che vi dica fino in fondo sono anche preoccupato, perché il giallo, capito, il giallo è il sole, no? Sono i raggi del sole, non è un segno di pericolo, non vorrei che qualcuno abbassasse la guardia questo fine settimana. E allora è veramente l'invito di capire che non abbiamo vinto nulla, non siamo i primi della classe, non è un gioco a premi. Non abbassate la guardia, fate sto sacrificio, chiedo ai tanti giovani, ed è un grande sacrificio per un ragazzo dire guarda, sto fine settimana, cioè già ti chiediamo di non andare a scuola e non vedere i tuoi amici, adesso ti stiamo anche chiedendo di non andare a far casino in centro, no? Cambiate zona, cercate di diluire i vostri incontri, di non fare, e tanto alla fine sono le compagnie, no? Sono 4, 5, 6, 10 ragazzi. Ma se tutte le compagnie vanno allo stesso posto diventano piazze da 1000, 2000, 3000 ragazzi e dobbiamo evitare questo. Quindi veramente di cuore chiedo ai ragazzi di evitare di andare a fare assembramenti. E evitate in generale, guardate, a noi arrivano una montagna di segnalazioni di chi organizza eventi, che di solito si organizzano, anche a voi saranno arrivate,
di solito si organizzano di notte nei tempi di pace, adesso c'è qualcuno che organizza anche a mezzogiorno, alle 11 del mattino. Guardate, non servono a esorcizzare il Covid, servono solo a prendersi il Covid, che è un'altra roba. Quindi è inutile che giochiamo a guardie e ladri, che io stia qui a dare indirizzi, non lo farò mai di dare indirizzi di chi, anche posso dire, in preda anche alla preoccupazione di far quadrare un bilancio magari con un minimo anche di irresponsabilità, cerca di organizzare eventi. Dico semplicemente, senza utilizzare le forze dell'ordine, chi viene invitato guardi bene alle caratteristiche dell'evento, perché è un discorso andare a un pranzo, che oggi è autorizzato, è un discorso andare al bar rispettando le linee guida, è un discorso andare a qualcosa che non è più andare a un pranzo o a un bar. E mi fermo qui, tutti hanno capito di cosa sto parlando, perché siamo tempestati da segnalazioni. Prego. Allora cominciamo il giro, si prenota qualcuno? Silvia Moscati, prego, poi Prigioni e Vanzani. Sì, buongiorno Presidente. Mi chiedono alcune persone se le scuole scuole guida, scuole nautiche fanno le lezioni in presenza. E chiaramente qualcuno che magari ha un po' di timore proprio per, anche se vengono rispettate le distanze, tutto quello, le mascherine, l'uso delle mascherine e tutto quanto, chiedono se era possibile fare un appello perché venissero fatte a distanza, insomma, in via telematica. Allora, sì, buongiorno, sono autorizzate, quindi le possono fare, nulla vieta che le possano fare anche in videoconferenza, cioè che la stessa lezione in presenza possa anche essere ripresa e fatta ovviamente a distanza, non in presenza, ma questo rientra, è una prerogativa di chi organizza, non ci vedo dei limiti, no? Se tutti noi ci impegniamo a fare in modo che meno presenza realizziamo, andiamo a costituire, meglio è in questa fase. È una fase che io spero duri poco, insomma i dati sono anche abbastanza impegnativi in questa fase, per cui sarebbe bene evitare tutto quello che si può da incontri in presenza. Infatti lo chiedevano come lei desse questo spunto, perché naturalmente le scuole finché c'è la possibilità le fanno in presenza, naturalmente chi ha timori perde la lezione, per cui diciamo uno spunto, una spinta a questi perché si organizzino con le lezioni. Sì, ma ormai guardate con un telefonino, cioè io faccio le dirette che vedete in TV, quando mi vedete le faccio tutte col telefonino. Quindi con un telefonino tu puoi fare una videoconferenza con decine di persone, non hai problemi, tutti si collegano, possono interagire, fare domande, per cui penso che sia assolutamente giusta l'osservazione. Bene, e un'altra cosa, lei prima ha accennato all'R&T nostro nel Veneto, sì, quanta... 1,29. Benissimo, grazie. Prego. Grazie, allora proseguiamo con Antonella Prigioni. Poi Vanzan, Marchiori e Tosato. E si è aggiunta adesso Martina Zambon. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente. Ciao. Innanzitutto ieri mi aveva sollecitato la verifica dei reparti dove mancherebbero, fossero in esaurimento i DPI. Ho risentito in maniera più adeguata il responsabile sindacale che ci aveva fatto questa dichiarazione. Francamente lui ha detto al momento ci sono, però abbiamo paura che possano esaurirsi. Tutti abbiamo paura. Dati i ricoveri. Anche del buio abbiamo paura. Insomma, Andiamo piano. Cioè, bisogna essere persone per bene. Però, tu ieri sei venuta qui a dire che è stato detto che non ci sono i dispositivi, l'avete sentito tutti? Sì. Ci stai confermando che ci sono? Sì, che lo stesso sindacalista l'aveva detto. Allora, la paura o ce l'hai o la vuoi creare? Perché dopo aver detto per 100.000 volte che abbiamo magazzini per un anno minimo di fabbisogno, cioè, allora vuol dire che non ti fidi.
A questo punto vi annuncio che inviterò la dottoressa Simeonato, direttore dell'azienda Zero, e l'ingegner Fattori, ingegnere gestionale, che ha gli ingegneri gestionali che si occupano del piano di distribuzione dei dispositivi, che verranno a spiegarvi tutto. Però non possiamo accettare che si dica che in Veneto mancano le mascherine. Per questo io ti ho detto fatti dire qual è il reparto, perché io sapevo qual era la risposta, che non c'è problema. Ma secondo voi noi possiamo essere così lazzaroni e delinquenti da non dare le mascherine dopo tutto quello che è accaduto? Ma è da mettere in carcere e buttare via le chiavi se accadesse una roba del genere. Potete tenervi sta registrazione, perché siamo stati ossessionati dall'acquisto delle mascherine. E per questo io non posso accettare che si dica che mancano le mascherine, non posso neanche accettare che si dica che si ha paura. Perché vuol dire che non ci si fida, perché il magazzino è lì e anzi vi organizzo che andate lì a vederle anche, così le filmate, chissà che una volta per tutte le hanno viste. Non ce le abbiamo in parola, ce le abbiamo nel magazzino. Prego? Poi vanno i ladri. No, poi vanno i ladri. No, non so. Poi avrei anche una seconda. No, scusatemi, ma mettetevi nei panni dei lavoratori, dei cittadini che dicono: ma cosa sta succedendo? Manca le mascherine in Veneto? Cioè, non mancano. Comunque, se ne volete trovare uno che dichiara che non ce le ha nel suo reparto, siamo noi i primi ad andare a intervenire, ma pesantemente, nei confronti di chi non le ha distribuite. Noi le distribuiamo in base alle richieste dei capi reparto, per cui figuratevi. Poi una seconda cosa, leggevo un articolo di Repubblica dove si insinua che ci sia da parte della Regione una richiesta di verifica dell'appropriatezza dei ricoveri, quasi a sollecitare magari dimissioni più rapide, quasi per mantenere quel turnover di cui parlavate. No, guarda, io ho letto l'articolo, oggettivamente avrebbe meritato un altro taglio quell'articolo, perché si vende un'azione come si può dire, di organizzazione e di sanità seria, come una biscarata di gente che dice svuotate letti perché c'è. No, guardate. Allora, siccome siamo troppo perfettini e molto ben organizzati, vi ricordo che siamo la prima regione che ha fatto la ricetta dematerializzata, digitalizzato le cartelle cliniche, insomma noi abbiamo un controllo puntuale, come accade nelle multinazionali, di tutto quello che accade. Se tu dici Luca Zaia, digiti, noi, lasciate perdere il tema della privacy, però il professionista è in grado di sapere quanti accessi ha fatto, tutta la sua storia sanitaria. Il dottor Rosi, che è responsabile della gestione delle terapie intensive, in una videoconferenza qualche giorno fa, c'è molto scambio di informazioni, dice: guardate, nei dati emerge che ci sono tra tutti i nostri pazienti 200 pazienti positivi asintomatici ricoverati. E ha detto onestamente non so dirvi, ci sarà una motivazione, però io ho detto ma fate una verifica su ogni ULSS, ci può essere anche qualche ricovero, come si può dire, che ha anche valore sociale, no? Figuratevi. La verifica è stata fatta, sono pazienti sostanzialmente, nella stragrande maggioranza dei casi, che sono catalogati come Covid positivi, ma sono in ospedale perché hanno altre patologie. Cioè noi abbiamo dei pazienti che dovevano essere sottoposti alla protesi dell'anca e si sono rivelati positivi, e ce li abbiamo tra i positivi asintomatici. Cioè, o oncologici, abbiamo tanti oncologici con la stessa classificazione. Da qui a dire che noi diamo ordine a svuotare gli ospedali, cioè ragazzi, ma in questo momento noi non abbiamo dato nessun ordine, anzi abbiamo l'obbligo di controllare. Il controllo è ai limiti, non è mica una roba fuori dal mondo, che può capitare che qualcuno potrebbe essere anche ricoverato perché magari a casa nessuno se lo vuole tenere, no? Quindi il turno ci sono anche delle azioni sociali. È anche legato al fatto che ci sono cure più rapide. No, allora intanto questi pazienti abbiamo fatto una verifica e penso che sia stato bene farla, ma nell'interesse di tutti, perché stiamo parlando di sanità, ma non siamo andati con il mitra, abbiamo detto ai medici di fare una verifica su questi nominativi, se no scusate, noi stiamo qua a fare cosa? Aspettare che passi il tempo?
questa è una classica azione di sanità pubblica, di verifica dei dati, come si verificano altri dati. Pensate che a volte verifichiamo il costo medio di alcune prestazioni e vediamo anche il delta tra una ULSS e l'altra. Cosa vuol dire? Che diciamo a tutti di spendere di più o di meno? Stiamo cercando di capire le ragioni. E c'è l'azienda zero, fa queste valutazioni, ma non è che siamo dei lazzaroni che vanno a dare gli ordini di svuotare gli ospedali, ma figuratevi, dai. Il problema è che siamo troppo organizzati, quindi sappiamo cosa succede nei nostri ospedali. Forse varrebbe la pena di scrivere di quelli che non sanno neanche quanti pazienti hanno in ospedale. Grazie. Grazie Antonella, tocca a Alda Vanzan. Presidente, per cortesia, buongiorno intanto, può spiegare meglio quello che ha detto prima, cioè che due o più persone in auto con la mascherina, se sono positive, si infettano? Sì, no, ho spiegato il solo limite che c'è, che è quello che la mascherina ci protegge assolutamente. L'unico problema della mascherina è l'aerosol, l'effetto aerosol. No, se tu ti richiudi in una cabina telefonica o in un ascensore per ore con una persona positiva è inevitabile che comunque non ci sia una filtrazione al 100%, l'ho fatto come esempio, ma per tutto il resto la mascherina è perfetta. Ma quindi sarebbe il caso di non condividere lo stesso abitacolo dell'auto con persone di cui si hanno dubbi? Ma è scontato? Col positivo assolutamente no. Ma uno può non sapere se una persona accanto è positiva oppure no, cioè chiaro che sia positiva rischia. Guardate, in auto si circola con non conviventi con la mascherina. È ovvio che se il non convivente che sale con te ha una storia sociale per cui ti dice sono stato con positivo l'altro giorno, ho avuto un contatto stretto con una persona che adesso è a casa con la febbre, è meglio che non salga in auto, che si mette in isolamento, che forse fa meglio. L'ho citato come esempio estremo. Mentre invece lei ieri è stato chiamato, comunque vi siete sentiti con il Ministro della Salute, Roberto Speranza. Vi siete detti, le ha detto, oppure l'ha saputo per conto suo, quali sono stati i punti di forza del Veneto tali da restare nella fascia giallo plus e quali invece i punti che hanno declassato le regioni con Termini? Guarda, il Ministro mi ha comunicato l'area gialla. Ovvio che noi abbiamo un RT che si è abbassato, 1,29, abbiamo l'ospedalizzazione che stiamo controllando e le prese in carico ci sono, cioè vuol dire che noi non è che se arriva il paziente resta 3 giorni in giro per le ambulanze o altre robe, non sto dicendo che agli altri succede questo, sto estremizzando per spiegare ai cittadini poi, no? E avevamo avuto 2 problemi sostanziali nelle settimane successive, uno che è stata una roba, io ve l'ho detto en passant, però è stata una roba pesante perché abbiamo cambiato il sistema operativo informatico, quindi abbiamo dovuto fare la migrazione di tutti i dati e tant'è vero che abbiamo comunicato a Roma che avevamo dei problemi, per quello noi abbiamo avuto dei buchi un paio di settimane fa nella comunicazione dei dati. E poi l'altro dato è quello sulla presa in carico dei pazienti a domicilio che stiamo assolutamente andando a livello. Stamattina mi sono arrivate delle foto dei call center che utilizziamo, adesso chiederò anche se posso diffonderle perché in alcune si vedono bene gli operatori, che abbiamo delle sale di gente che chiama tutto il giorno a casa pazienti, considerate che sono tanti, ne abbiamo 58.000 positivi, immaginate cosa significhi, cioè, ovvio che dappertutto non si arriva. Tutto qua. Sostanzialmente l'indice di contagio che si è abbassato è l'ospedalizzazione che regge bene. Cioè, che noi stiamo reggendo, prego? L'unica regione che ha impatto basso sull'ospedalizzazione. Sì, l'unica regione che ha impatto basso sull'ospedalizzazione perché abbiamo sulle terapie intensive siamo al 20% adesso? E poi il nostro investimento anche sulla terapia domiciliare, voi sapete che stiamo spingendo, ma non perché non ci sia il diritto di andare in ospedale, per evitare il guaio di andare in ospedale, perché vediamo che insomma ci sono protocolli, adesso il nuovo protocollo di cure domiciliari va in questa direzione ancora più aggressiva, portiamo i saturimetri, le terapie, l'ossigenoterapia, ne abbiamo parlato anche oggi, abbiamo già comprato, abbiamo fatto una gara generale per 100.000, sono arrivati già i primi 10.000 saturimetri e distribuiamo.
Presidente, poi l'altra cosa che volevo chiederle, i sindaci si sono fatti vivi, nel senso che hanno chiesto, non dico un consiglio perché non ne hanno bisogno, sono perfettamente autonomi. No, sono stati eccezionali i sindaci. Ma vi hanno detto se hanno intenzione di fare delle microzone rosse, di chiudere alcune piazze, di limitare ulteriormente quelle che sono le disposizioni della sua ultima ordinanza? No, i sindaci sono stati assolutamente solidali, eccezionali, e noi li abbiamo incontrati con l'assessore Lanzarini l'altro giorno. Tra l'altro si sono anche dichiarati con una disponibilità che è stata unica, nel senso che poi io ho dovuto anche dire: guardate, non siamo qui a chiedervi impegni di ordinanze o altro, le facciamo noi, però insomma li abbiamo messi nelle condizioni di dire che possono. Ho visto alcune dichiarazioni di alcuni sindaci, sicuramente faranno dei controlli, i cittadini bisogna dire che saranno dei controlli, vedo in alcune città ci sono dei varchi addirittura per l'ingresso per capire. A me spiace un po' per gli operatori dei centri storici, ma non avevamo alternative, cioè l'alternativa è chiudere tutti. Voi capite che se siamo in area arancione è finita, cioè non hai più il problema di dire non devi andare a passeggiare perché non ci vai più. Cioè noi questo fine settimana abbiamo ancora la libertà di scegliere di andare a fare una passeggiata su un argine di un fiume, non del nostro comune, piuttosto che farci una biciclettata, ma non avendo il limite comunale, cosa che invece l'area arancione prevede, che non è roba da poco. Pensate anche nelle relazioni, andare a trovare dei genitori piuttosto che moroso, amorosa, insomma i parenti. Grazie Alda, allora adesso tocca a Ilaria Marchiori, poi Tosato e Zambon. Buongiorno Presidente. Ciao. Allora, una richiesta da parte di una signora di 55 anni di Preganziol che dice che si riferisce alle selezioni per il corso OS che sarà effettuato da una cooperativa di Treviso, posso anche dirle quale. Lei dice che, a parte i costi che saranno finanziati in parte dalla Regione, ma non ha ancora capito in che misura, dice che i candidati sono poco meno di 300, ma gli ammessi saranno 150 e si chiede perché con questa situazione di emergenza ci siano ancora i numeri chiusi, cioè perché fare questo tipo di selezioni invece che dare la possibilità a tutti e poi eventualmente selezionarli in base anche alle capacità o meno. Ma non ho capito se è la selezione che sta facendo l'USL Trevigiana per aprire nuovi posti oppure se sono quelli legati invece agli corsi che dovrebbero partire come ogni anno in base alla programmazione regionale. Allora lei c'è scritto che sono le selezioni effettuate dalla cooperativa Insieme Si Può di Treviso che costa 1.800 euro e che qualcosa per i disoccupati sarà finanziato dalla Regione, sì, ma ancora... Allora, noi abbiamo finanziato con il fondo europeo l'anno scorso 3 milioni di euro, mi sembra che quest'anno mettiamo altrettanti milioni di euro per finanziare appunto il corso e quindi dare un contributo a chi partecipa. C'è un fabbisogno che è quello che è stato dichiarato dalle USL, adesso bisognerebbe capire perché c'è questo numero, questo non lo so, possiamo verificarlo, però assicuro che insomma che noi tutti i corsi che ci chiedono li autorizziamo. Quindi... Sì, il suo dubbio era perché mettere un numero chiuso quando in realtà c'è bisogno... Ma il numero chiuso lo metterà la cooperativa perché probabilmente non ha la possibilità di farne in più forse di corsi. Però giustamente pone la questione, dice se ce ne sono 300 disponibili a lavorare e ne fate lavorare solo 150, verificheremo sta storia. No, la verifichiamo anche perché il problema è l'inverso, noi stiamo facendo tanti corsi in base alla programmazione regionale e ci sono molti corsi che vanno a vuoto perché non ci sono le persone che partecipano al corso, quindi verifichiamo. Se qui è vero che 150 restano fuori andremo a verificare. Lei sostiene così, ci ha scritto proprio questo, poi se non è come quella delle mascherine la portiamo a casa. Va bene, grazie. E siamo a Filippo Tosato. Ultimo oggi, Filippo. E perde smalto. Buongiorno. Io mi sono fatto diversi appunti, ma volevo ripartire da questo servizio citato di Repubblica, che secondo me non solo non insinua nulla, ma è molto corretto nel riportare le fonti, perché non riporta delle chiacchiere da bar, riporta come fonti quelle del direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova e del direttore sanitario, quindi non si vede chi altri avrebbe dovuto interpellare.
Allora, io volevo comprendere questo, mi è chiaro il monitoraggio doveroso che viene operato sul sistema ospedaliero, altrimenti effettivamente ci si troverebbe così a non gestire più nulla e a non sapere più nulla. Ma nel caso di specie, questi 200 malati asintomatici o paucisintomatici che avevano patologie, se ho capito bene, patologie pregresse anche gravi ai quali si è sommato il Covid. La prima domanda è: che fine hanno fatto? Sono in ospedale. Sono rimasti in ospedale. Quindi non c'era la notizia, avete dedicato una pagina. Giustamente tu sei un grande professionista, hai fatto l'unica domanda da fare: dove sono? In ospedale, basta, sarà il libretto, va a casa. Cosa siamo lì a parlare? Di un problema che non esiste. Siccome non ce l'aveva detto, che fine hanno fatto, gliel'ho chiesto. Ci ho capito, ma l'avete fatto voi l'articolo, eh? Stai screditando il tuo collega, non puoi fare ste robe. Direi proprio di no. Scusa, l'unica roba che non ha chiesto, ma li avete mandati via, no? Avete creato un caso sul nulla. Sul nulla. Ma guardi che porre delle domande non significa creare un caso. Le dovevate porre prima queste domande. Se non ci permetta di esercitare il nostro ruolo. Cioè e io esercito il mio, che avete dato l'idea che mandiamo via i pazienti, punto. So anch'io leggere l'italiano, non è vero che è scritto in maniera tranquilla riportando delle dichiarazioni. Il taglio è quello di dire che facciamo pulizia dentro per gli ospedali e non è così. Lei stesso ci ha accennato al fatto che c'è una degenza media ridotta rispetto a certo, marzo. Perché i pazienti sono curati bene. Bene. Comunque sì, ma c'è c'era un altro aspetto che volevo toccare, ed era quello riguardante la collocazione in giallo del Veneto. Io chiedo sempre questa cosa perché effettivamente è un traguardo molto importante. Insomma, giustamente non è una lotteria, non è un premio, non c'è da fare festa, però colpisce che in tutto il nord, a parte la provincia di Trento, tra le grandi regioni ci sia solo il Veneto in giallo. Per trovare un altro giallo bisogna arrivare al Lazio. Quindi insomma, noi sappiamo che la classificazione è legata a un insieme di parametri. Secondo lei qual è stato veramente tra virgolette, non chiamiamola così, ma insomma il coniglio nel cilindro che ha permesso... L'avete scritto voi oggi, svuotiamo gli ospedali, e questo è il coniglio nel cilindro. Avete scritto? C'è la pulizia che facciamo negli ospedali. Io le ho fatto una domanda. E mi ho fatto una risposta. Va bene. Scusami, ma... No, mi scusi lei, mi astengo da altre domande. Ma io non ce l'ho con te, però non mi puoi venire a dire che l'articolo di oggi è una roba normale, hanno fatto dichiarazioni normali, secondo me si dà uno spaccato in una regione dove c'è gente che insiste per mandare a casa gente, ma assolutamente no, non siamo neanche nelle condizioni di fare una verifica su 200 pazienti che hanno un assoluto diritto di stare in ospedale, sono in ospedale, ma si può verificare o no? Se trovavate 200 pazienti raccomandati, messi in ospedale perché qualcuno li ha voluti parcheggiare lì, era un'inchiesta, no questa? Abbiamo tentato di verificare che non ci fosse qualcuno che magari non aveva titolo. Vengono citate delle circolari, degli interventi, non è che ci si... Abbiamo citato degli SMS, della verità. Vabbè, insomma... Non delle circolari. Sono dei messaggi, comunque per carità, voglio dire, se lei interpreta la presenza dei giornalisti come una presenza non ho detto questo, acclamante, allora mi stai mettendo in bocca robe che non ho detto e non funziona con me sto sistema. Va bene. Tu hai esordito dicendo che l'articolo non accusa nessuno, non è vero, ma guarda che a me non cambia la vita l'articolo, ma siccome tu l'hai detto io non avrei neanche parlato. Ma neppure a me la cambia, secondo me è un articolo corretto che riporta le fonti. Possiamo non essere d'accordo, io non sono d'accordo. Va bene, le ho posto delle domande. Ma... Tu hai fatto l'unica domanda che bisognava fare, mi perdoni, questi pazienti dove sono? Io ho risposto in ospedale. Avevo anche delle altre domande, ma se lei reagisce in modo polemico evito il disturbo e sto zitto. Scusa una roba, ma voi potete dire quello che volete e io devo star zitto? No, in maniera educata ho detto quello che penso. Sono a disposizione per ogni risposta.
credo di formulare le domande in modo educato. Sono qui a rispondere. Allora, la domanda era questa. Per quanto riguarda i parametri che determinano la classificazione in giallo, secondo lei, detto che i parametri sono la disponibilità, cioè il tasso di occupazione delle terapie intensive, mi sembra i tempi di tracciamento dei contatti positivi, i tempi di presa in carico, secondo lei quale fattore fra questi ha pesato di più? Non è una domanda oziosa, perché immagino che se questo preserva la sanità da guai peggiori sia anche un versante sul quale insistere. Stavo rispondendo prima, che poi è un po' quello che ho detto anche a Alda. Il tema vero è la tenuta del sistema sanitario, no? Cioè l'RCONT da un lato, no? Che si abbassa, la tenuta del sistema sanitario, le occupazioni delle terapie intensive, che sono dei parametri solidi rispetto alla... questo è un tema di sanità pubblica, no? di gestione, perché anche qui no? Cioè non è che funziona, cioè noi abbiamo dei professionisti che sono eccezionali nel mondo della sanità, stanno facendo un lavoro, però vorrei ricordarvi che dietro c'è una macchina organizzativa che forse non è che bisogna anche un po' rispettare ogni tanto, cioè non è che noi siamo qui per fare la conferenza stampa. No, nessuno ha mai scritto che in estate questa regione si è preoccupata di portare sulla piazza i test rapidi. Se oggi si fanno i test rapidi in Italia è per questa regione che li ha sperimentati al caldo d'estate. Abbiamo allestito terapie intensive, comprato respiratori, comprato materiale. Abbiamo fatto tutte le pianificazioni, abbiamo comprato i materiali, cioè noi quest'estate abbiamo lavorato di pieno, cioè l'intensivista deve trovare tutta la sua attrezzatura quando entra in corsia, non è che fa lui gli acquisti, e questo è un lavoro poderoso di organizzazione che spesso viene sottovalutato, cioè questo è il mestiere che facciamo noi, organizzare i fattori della produzione, perché poi, come si può dire, il network che ti porta all'ultimo anello della catena, che è il primo, quello fondamentale della cura, deve avere tutte le sue robe, deve avere i dispositivi, per questo mi arrabbio quando dico non ci sono i dispositivi. Deve avere le attrezzature e tutto quello che serve. Se poi trovate dei medici che vi dicono che noi non stiamo fornendo dispositivi o macchinari, diteci quali sono questi dispositivi e rispondiamo a chi dice che non c'è materiale. Ma guardate, c'è un lavoro dietro da paura. Avrei altre due cose molto rapide. Una magari coinvolge anche l'assessore Lanzarin, certamente. A proposito dei tamponi rapidi, ci arrivano segnali opposti. Qualcuno ha mandato mail e ha ringraziato dicendo mai avrei detto in un quarto d'ora di arrivare a avere il tampone, avere l'esito. Altri nella zona di Padova, nella provincia di Padova soprattutto, dicono che ci sono lunghe file e lunghe colonne per fare... Sì, ma questo non c'entra nulla con il tipo di tampone, perché il tampone... No. Tu hai detto tamponi rapidi. Ah beh vabbè, insomma diciamo tamponi, ecco. Lasciamo perdere rapidi che effettivamente non c'entra. No, non c'entra nulla perché cioè, il tampone infilato nel naso è sempre diciamo, la manovra è sempre quella. E noi le abbiamo analizzate, le stiamo vedendo questi aspetti dove comunque c'è un disservizio, no? Perché quando c'è un lunga attesa è un disservizio. Capite che abbiamo una mole paurosa di interventi, perché quando tu fai 53.000 tamponi al giorno sono 53.000 persone che si presentano davanti a un operatore. Se voi tentate di dire quanti ne fa un operatore, 100 in un giorno, 200, fate 53.000 diviso e vedete cosa succede. Allora, è vero che ci sono dei colli di bottiglia, ne parlavamo anche stamattina, ad esempio abbiamo un'azienda ospedaliera che ha l'accesso rapido aperto, insomma funziona, c'è dell'attesa ma funziona, ci sono dei punti dove si va in velocità perché non c'è mai caos, altri punti dove è pieno, un po' il principio di pronto soccorso, no? Che ci sono dei pronto soccorso dove c'è il collo di bottiglia, altri magari guardi nell'applicazione e vedi che sarebbe libero perché non c'è nessuno in attesa. Stiamo tentando di migliorare, però non vorrei che passasse che tutto deve essere, per carità, tutto è migliorabile, ma oltre a certi numeri capite che diventa sempre più difficile poi essere perfetti. È come se a voi chiedessero di scrivere il giornale entro le 5 del pomeriggio, cioè uno dice
fanno la conferenza stampa fino alle 4, come faccio? E infatti il giornale si chiude tardi. L'ultima cosa, Prego. che però forse non è l'ultima, proprio in vista di oggi e domani. Allora, lei da mesi predica il rispetto delle mascherine puntando sulla moral suasion. Mi pare che anche l'ordinanza, insomma, più che il bastone usa la carota nel senso di appellarsi al senso civico. Però non sempre l'appello al senso civico è sufficiente. Allora la domanda è questa. Lei ha fatto il suo, ma c'è una qualche garanzia di controlli sul territorio? Ha avuto delle interlocuzioni istituzionali? No, per cui... Nessuna, perché io non ho mai cercato con le mie ordinanze di stimolare azioni di coercizione. Sono sempre un inguaribile ottimista e penso che i veneti poi capiscano la gravità del momento. Dopodiché immagino che ci saranno sia le forze di polizia, perché ho letto dichiarazioni sui giornali che comunque ci saranno controlli, i cittadini è giusto che lo sappiano, delle forze anche di polizia municipale, perché i sindaci giustamente seguono le ordinanze, ma non è che qui c'è un coordinamento per correre dietro le persone. E io lo considero sempre un fallimento, perché non è che stiamo parlando di un'attività che facciamo perché abbiamo deciso che i fuochi d'artificio alla Sagra li debbono vedere in pochi, o c'è un numero contingentato di partecipanti a una festa. Qua stiamo parlando di ospedali strapieni, questo è il vero problema. Se stessimo parlando di una festa posso anche capire quello che salta la fila magari perché magari vuole assolutamente vedere il concerto, ma qua non è il problema di andare al concerto, qua il problema è che ho gli ospedali pieni. Grazie. Prego. Martina Zambon, a te. Chiudo, Presidente, buongiorno. Cambiando tema, se è possibile, volevo chiederle un commento sulla relazione degli ispettori del Ministero rispetto al caso Citrobacter e se fosse possibile più tardi leggere appunto la relazione. Ve la facciamo avere la relazione, nel senso che in tutta onestà io ancora non l'ho letta, ho visto che è arrivata ieri, venerdì è arrivata. E la vediamo e dopodiché la diffonderemo. Dalle anticipazioni che leggiamo oggi sull'Arena, che riporta alcune parti abbastanza significative, c'è la conferma della ricezione ufficiale, della comunicazione ufficiale alla Regione, quindi ad Azienda Zero, solo pochissimi mesi fa, parliamo di giugno, ma si rileva una forte carenza di governance della direzione sanitaria, quindi insomma, la mancanza di presa in carico dopo le prime segnalazioni. Resta un caso molto doloroso, io immagino che ci saranno conseguenze poi evidenti anche sul piano regionale. No, scusami, forse c'è brutto tempo oggi, penso di sta roba ne abbiamo parlato 1 miliardo di volte. Questo tema è tutto in mano alla Procura ormai, cioè noi abbiamo tutto quello che dobbiamo fare, lo abbiamo segnalato alla Procura. Scusami Martina, ma sta roba l'abbiamo già dette 1000 volte. E immagino anche che la Commissione nazionale abbia confermato le linee di una commissione che io ho voluto istituire, che è stata quella che ha già dato tutti gli atti alla Procura e che ha fatto chiarezza su tutta questa vicenda. Ricordo che il dottor Cobello ha fatto delle sospensioni, non so se il termine esatto sia questo, rispetto al direttore sanitario, al primario e al direttore dell'ospedale. Dopodiché ovvio che la Procura adesso ha tutti gli elementi per, come si può dire, per decidere. Noi non siamo dei tribunali, non abbiamo questa facoltà. Bene, se non ci sono altre domande, per oggi è tutto e ci aggiorniamo. Grazie a tutti. Grazie, buon lavoro, buongiorno. Volevo dire, scusate, c'è Francesco Dabalà che, lo dico, ci ha mandato questo disegno, è una particolarità, scritto con il linguaggio dei segni, ha fatto tutte le icone con le mani, con i segni, ha scritto, dopo lo faremo leggere, glielo daremo, lo faremo leggere. Quindi la creatività dei nostri ragazzi. È un bimbo adesso qua non c'è l'età, se l'ha portato a mano, non so se è qui.
Ci ha parlato di persona, grazie, buon Grazie lavoro. a tutti. Domani non ci vediamo, lunedì ragazzi, grazie. Prego? Il bollettino domani ve lo mandiamo? C'è il bollettino? Ah sì, grazie. Arrivederci, grazie. Ma penso abbia scritto solo uno. Penso abbia scritto il nome. Arrivederci, buongiorno. Eccoci qua, ritorniamo in studio, anche oggi una conferenza stampa ricca di spunti, non sono mancate, lo avete visto, delle scintille, ma del resto le domande si fanno, così come appunto le risposte sono sempre molto attese, quindi ognuno fa la sua parte, ognuno fa il proprio lavoro. Oggi dicevamo tanti spunti su tutti, il fatto che da lunedì si sperimenteranno in Veneto 5.000 test fai da te. Come sapete più volte questa misura è stata annunciata, adesso diventa realtà e vedremo poi gli effetti concreti sul campo di questi nuovi strumenti, di queste nuove misure molto attese. Zaia è ovviamente poi tornato anche sulla questione del Veneto, che resta in fascia gialla. Dice sì, siamo l'unica grande regione rimasta nella zona gialla, ma non siamo affatto i primi della classe. È poi ritornato sull'ordinanza che entra in vigore proprio oggi, in queste ore, dicendo che bisogna fare attenzione, non bisogna abbassare la guardia, bisogna fare attenzione anche quando si va in macchina tra non conviventi, quando si condivide l'auto, bisogna usare la mascherina. Ha parlato di ospedali sotto stress, quindi in qualche modo ha detto che lo stress sulle strutture sanitarie continua a essere elevato nonostante l'RT, ovvero l'indice di contagiosità in Veneto, si sia abbassato, e questa è senza dubbio una buona notizia. Fra poco torneremo a Marghera dalla nostra Ilaria Marchiori, faremo un po' il punto di quanto detto nel corso della conferenza stampa, ma prima andiamo a San Michele al Tagliamento, a Bibbione, perché si tratta di una delle località di mare più importanti del Veneto. Proprio le passeggiate in spiaggia sono di fatto vietate in questo weekend. Come sapete, infatti, non si può di fatto passeggiare nei centri, nelle vie dello struscio, sui lungomare. Quindi, per vedere com'è la situazione, siamo collegati al telefono. C'è qualche problema con lo Skype, con il sindaco di San Michele al Tagliamento, Pasqualino Codognotto, che saluto e ringrazio. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi, buongiorno, grazie. Prego. Grazie a lei per la disponibilità. Le chiedo subito che fine settimana sarà questo per Bibbione, per San Michele al Tagliamento e per i comuni della costa veneta. Lei è presidente proprio dei comuni del litorale veneto. Che sabato, che domenica saranno? Saranno sicuramente una domenica che in parte ricorda le domeniche dell'inverno precedente, della primavera precedente, nel senso che le limitazioni sono tornate anche all'aria aperta, nel senso soprattutto, dove diceva correttamente lei, nelle spiagge, lungo le passeggiate che sono lungo gli arenili e nelle città. Dobbiamo riportarci con le cautele che avevamo allora, che peraltro credo che abbiamo imparato molto bene, e quindi io, a seguire l'ordinanza 168 del 12 novembre 2020, cioè del governatore Zaia, già ieri sera ho detto via Facebook, insomma, quali sono le
tra virgolette, le novità che si traducono in misure più restrittive che bisogna osservare. Cioè io credo che ci sia necessità non tanto adesso di polemizzare, di discutere, di protestare, di fare le cose. Abbiamo, se posso continuare questo ragionamento, credo che tutti abbiamo un obiettivo, tutti, quello di non far cessare le attività produttive, no? Le grandi attività produttive, le priorità produttive devono continuare. Per fare questo bisogna fare altri sacrifici, quello che non è essenziale, quello che non serve in questo momento deve cessare o diminuire fortemente. Mi pare che il criterio sia assolutamente condivisibile, quindi dobbiamo fare qualche sacrificio, non possiamo più permetterci che i contagi aumentino, che gli ospedali non riescano più ad operare, non dico normalmente, ma insomma non dobbiamo saturare i posti negli ospedali, insomma di questo ormai credo che tutti dobbiamo renderci conto, credo non ci sia più nessuno che non abbia compreso dove stiamo andando e cosa cerchiamo di fare per non arrivare a un lockdown ancora generale che sarebbe deleterio per il nostro Paese. Sindaco, tra l'altro Bibbione in particolare, ma non solo, tutto il territorio di San Michele al Tagliamento lavora soprattutto con il Friuli, in particolare nella stagione autunnale, siete proprio sul confine, quindi c'è un calo probabilmente ancora più evidente dopo che in Friuli è stata istituita la zona arancione, così? Assolutamente sì, lei ha centrato il tema, nel senso che la spiaggia di Bibbione si riempie molto degli amici del Friuli Venezia Giulia, da Pordenone, da Udine, con quella di Lignano, insomma sono attaccate da sempre, tenuto altresì conto che abbiamo diversi proprietari di seconde case, noi friulani, che hanno acquistato qui a Bibbione, ma come dicevo prima, ieri sera ho avuto modo di dire via Facebook che è veramente paradossale che un sindaco di un comune turistico chieda di non venire nella propria qualità turistica, però adesso va fatto questo, insomma. I fine settimana precedenti, grazie anche a un tempo molto bello, un sole veramente splendente, addirittura quasi caldo, avevamo veramente migliaia e migliaia di persone. Anche se i nostri spazi sono molto larghi e anche quelli di Lignano, così come quelli della costa veneta, potrebbero assorbire molte persone, in realtà però c'è sempre una tendenza a concentrarci un po' o nel chiosco o per un caffè o per un gelato eccetera, quindi in questo momento ciò deve essere evitato. Ci dispiace molto, veramente molto, ma siccome non fa parte delle cose essenziali della vita in questo momento e serviranno sicuramente ad abbattere ancora l'RT e quindi la curva del contagio, dobbiamo fare questo sacrificio, dobbiamo assolutamente farlo. E lei, Sindaco, ha sentito i suoi colleghi della costa veneta, del litorale, so che è sempre in collegamento. Sì, io non ho avuto modo di sentire direttamente, ma insomma ci siamo messaggiati. Aspettavamo anche qualche chiarimento rispetto all'ordinanza 168 della nostra regione, che appunto ha posto questo limite del non passeggio, del non assembramento anche lungo i litorali e lungo le ciclovie, eccetera eccetera, ma siamo tutti pronti ad applicarlo naturalmente. Certo, loro per certi versi, da Cauri, Jesolo fino a Cavallino eccetera, hanno una prospettiva leggermente diversa dalla mia. Come diceva lei correttamente prima, da noi gravitano molto i friulani, da loro molto meno, però anche l'ordinanza del Veneto fa sì che anche coloro i quali non siano prettamente residenti nella qualità turistica non possono in questo momento recarsi per la passeggiata, per la biciclettata eccetera, anche se è un po', chiamiamo originale, il fatto che comunque potrebbero arrivare nei ristoranti, potrebbero arrivare nei bar, però poi gli è vietato il passeggio e quindi tra virgolette l'assembramento. Bisogna gestirla e bisogna essere consapevoli, insomma, qual è l'obiettivo da raggiungere. Quindi io punto molto sul senso di responsabilità dei cittadini. Diciamo ecco che qualche
dubbio interpretativo ovviamente c'è, si può andare al ristorante ma non si può fare poi la passeggiata classica sul lungomare, serve di fatto, mi pare di capire, un po' di responsabilità da parte di tutti, dei cittadini in primis, perché prevalga il buonsenso, ma anche da parte delle forze dell'ordine che dovranno fare necessariamente i controlli. Questo è, Sindaco? Assolutamente sì, bisogna essere consapevoli che ogni nostra azione può incidere su noi stessi ma anche sugli altri. Gli asintomatici sono ancora tantissimi. Io l'altro giorno ho avuto modo di comunicare, perché lo faccio quasi ogni sera via Facebook ai miei cittadini, ma so che mi sentono anche in altre parti, ci sono dei ragazzi di 15 anni, di 12 anni completamente asintomatici, che però hanno nell'ambito della famiglia portato il virus, e i genitori e talvolta, per fortuna poche volte ancora i nonni, sono invece fortemente asintomatici, anche se ancora i ricoveri ospedalieri, grazie a Dio, non sono frequenti, anzi sono rarissimi, e questo è una, tra virgolette, in tutto questo problema una certa consolazione. Ma posso assicurare che la sintomatologia a casa degli stessi genitori è stata piuttosto forte, cioè la febbre molto alta, quindi per dire che cosa questo? La sintomaticità oggi è un problema che va gestito, e quindi il senso di responsabilità di cui prima parlavamo, cioè l'uso incondizionato delle mascherine, sempre, in qualsiasi modo, il distanziamento sociale, la prudenza e l'igienizzazione delle mani, io aggiungo sempre la reazione dei locali, che è un disinfettante naturale, no? Come lo era una volta, devono ormai entrare nella nostra cultura, perché al di là che si troverà o meno il vaccino, io spero che si trovi veramente presto, dovremo continuare a vivere per un po' con queste cose. Quindi, e poi un mio pensiero, Prego. La grande migrazione che c'è tra popoli, non solo i clandestini, ma proprio i viaggi, no? Il turismo, eccetera, noi credo che avremo ciclicamente problematicità di questa natura, quindi dobbiamo cominciare veramente a cambiare il nostro modello di vita, non solo a sensibilizzarsi in tal senso, ma proprio deve diventare una cultura della prevenzione, dell'igiene, del buon comportamento. Insomma, io vedo un futuro di questo genere, che si può convivere, si può fare assolutamente, dobbiamo un po' cambiare le regole del gioco. Assolutamente. Sindaco, grazie mille e buon lavoro. Grazie a voi e grazie per l'intervista. Grazie quindi a Pasqualino Codognotto, sindaco di San Michele al Tagliamento e coordinatore di tutti i comuni del litorale veneto. Torniamo a collegarci, la vedo pronta, con la nostra Ilaria Marchiori all'esterno dell'unità di crisi di Marghera. Ilaria, è stata una conferenza stampa dove non sono mancati gli spunti né alcune scintille. Ecco, possiamo fare un po' la sintesi di quello che è successo? Buongiorno innanzitutto. Sì. Buongiorno Cristian, buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, si è appena conclusa la conferenza stampa e come hai detto tu c'è stata qualche scintilla per alcune domande che sono state rivolte al Presidente, ma più che evidenziare poi ogni singola domanda sintetizzerei i punti principali di questa conferenza. Probabilmente a volte succede anche che ci siano dei momenti di tensione, quelle giornate in cui magari c'è un po' di nervosismo in più o ci si capisce anche in maniera diversa, e quindi anche i toni sono un po' più accesi del solito. Ecco, però fa tutto parte del pacchetto e anche del fatto che lo stesso Presidente permetta comunque ai giornalisti di poter fare le proprie domande e rispondere come meglio lui ritiene, proprio come fosse quasi una conversazione extra telecamere. Ma a parte questo, per quanto riguarda il fatto che il Veneto sia stato confermato fascia gialla plus, come il Presidente aveva già tra l'altro detto, anticipato nei giorni scorsi, cioè questa parola fascia gialla plus, ha detto di non essere molto convinto per la decisione invece che è stata presa nei confronti delle regioni confinanti, con cui tra l'altro avevano valutato insieme l'ordinanza che tutti
tuttora rimane attiva in Veneto, e quindi per quanto riguarda Emilia e Friuli lui dice di non essere d'accordo per questa decisione, però ovviamente ha la sua opinione e a volte questi parametri non sono del tutto corrispondenti a quello che poi si decide, ha detto il Presidente. Detto questo, però, facciamo in modo di non farci cambiare di fascia, e quindi ha lanciato un ulteriore appello ai cittadini. Oggi è molto importante questo appello perché è sabato, perché si è aperto il fine settimana e perché non si verifichi quello che è accaduto lo scorso fine settimana con tutti gli assembramenti che abbiamo visto, e dunque ha detto: non create assembramenti e utilizzate la mascherina in maniera ossessiva. Dopodiché si è rivolto in particolare ai ragazzi, ai più giovani, dicendogli di non creare assembramenti, di fare questo sforzo e di cercare di vedere il buono di questa ordinanza, e anche del fatto che ci troviamo ancora in questa fascia, che può essere per esempio poter andare a fare una gita fuori dal nostro comune. L'importante è che non si creino assembramenti. Dunque questo in sintesi quello che riguarda il fine settimana. E poi si è appellato anche a chi sta organizzando eventi che solitamente erano in fascia serale, adesso si stanno organizzando in fascia diurna. Ha detto: mi raccomando, a chi vuole andare a questi eventi ci pensi molto bene, perché non è la stessa cosa di un bar o di un ristorante. In questi eventi ci si può contagiare facilmente. Poi ha detto: e mi fermo qui perché chi sta ascoltando sa bene di che cosa sto parlando. Ecco, poi ci sono delle novità che sono state date dal Presidente. Innanzitutto oggi è la giornata record per quanto riguarda il numero di tamponi, perché siamo a 53.289 effettuati in un giorno, specifichiamolo. E dopo invece ha anche ci ha detto che è stato raggiunto l'accordo con i medici per quanto riguarda l'arrivo di 100.000 tamponi in più. Ne abbiamo parlato anche ieri. Oltre a quelli che arrivano dal governo, il Veneto ne ha messo a disposizione altri 100.000, perché appunto sappiamo che alcuni medici hanno segnalato che ne arrivavano pochi, in alcuni casi una quarantina e in alcuni casi anche meno, e dunque il Presidente ha detto che è stato raggiunto questo accordo e che verranno però distribuiti ai medici in base alle richieste. Dunque non saranno distribuiti a tutti, ma solamente ai medici che li richiederanno fino a esaurimento scorte, e poi ha detto si vedrà di rinnovare l'accordo. Novità anche per quanto riguarda i test fai da te. Con tutta probabilità nelle prossime conferenze stampa della prossima settimana ce li faranno vedere, quindi li proveremo. Prima di entrare sul mercato dovranno essere però testati e sperimentati. È una grande cosa, ha detto il Presidente, dunque cerchiamo di lavorare velocemente proprio per riuscire ad arrivare ad averli ufficialmente poi per tutti. E poi ancora novità per quanto riguarda i punti Covid, dalle 7 alle 19 sono stati rafforzati, e in ogni ULSS però deve esserci almeno un punto H24, questo quanto ha detto il Presidente. Ci sono ancora delle realtà, ha detto, come Verona, che vanno sistemate, su cui bisogna lavorare, perché abbiamo visto che ci sono state situazioni in cui si sono create code anche di ore, mentre delle altre realtà in cui questo non sta succedendo e sta funzionando tutto molto bene e si fa tutto in un quarto d'ora. Ma il Presidente ha detto che si sta lavorando anche per evitare, per far funzionare meglio la macchina ed evitare che ci siano zone, province, punti in cui si creano queste situazioni di code. Questi in sintesi sono i punti toccati oggi dal Presidente Zaia, che poi alla fine ha detto che domani non farà il suo punto stampa e dunque ci si rivedrà all'inizio della settimana prossima, quindi lunedì. Se non ci sono altre domande, Cristian, io restituisco la linea allo studio. A posto, grazie mille Ilaria, sempre esauriente e precisa. Ti ringrazio, buon lavoro Ilaria. Ci aggiorniamo. Questa sera nel corso dei nostri telegiornali.
Ritorniamo a parlare di sanità, lo facciamo sotto un'ottica diversa, che le strutture ospedaliere siano sotto stress lo stiamo raccontando da giorni, da tanti punti di vista. Ieri si sono tenuti in tutte le province del Veneto dei sit-in da parte dei sindacati della CGIL, CISL e UIL che fanno delle richieste ben precise, su tutte quella di assumere subito personale fresco sia tra gli operatori sociosanitari sia tra gli infermieri che i medici. Vi propongo adesso le richieste, le rivendicazioni dei sindacati trevigiani formulate davanti al Cafoncello. Sono richieste molto precise, arrivano da Marta Casarin della CGIL, Paolo Libero CISL e Florio Michelin della UIL. Possiamo vedere il servizio. Noi chiediamo che ci sia una presa di posizione definitiva rispetto all'implementazione degli organici delle ULSS che soffrono ormai da molto tempo. Il periodo pandemico ha solo acuito delle mancanze che c'erano già e quindi chiediamo che rispetto anche all'ultimo concorso che l'azienda Zero ha fatto per gli infermieri, i 472 infermieri della provincia di Treviso vengano assunti tutti e vengano messi a disposizione non solo per coprire le mancanze dell'ospedale ma anche per tutte quelle strutture residenziali che oggi vivono grosse difficoltà, e chiediamo anche che ci sia l'inizio e la presa di posizione rispetto a un ragionamento di contratto di filiera che possa tenere tutte le categorie all'interno e se siano lavoratori della cooperazione piuttosto che della sanità, piuttosto che della sanità privata, perché riteniamo non sia più possibile stare dentro a questa situazione di grande eterna difficoltà. E facciamo i numeri, che numeri possiamo dare? Quanti profili mancano alla sanità trevigiana? Alla sanità trevigiana mancano 200 infermieri, 120 operatori sociosanitari, 30 tecnici di laboratorio, 30 assistenti sanitari, 16 psicologi e altrettanti psichiatri. Ci lamentiamo innanzitutto di una programmazione miope anche nei mesi precedenti e alla quale bisogna porvi rimedio immediatamente, ovvero assunzioni certe, assunzioni immediate e che non siano tempi determinati ma che siano tempi indeterminati, perché questa è la chiave di volta per riuscire ad ottenere, a reclutare sul mercato personale stabilmente in tempi relativamente brevi. Questa è la prima richiesta. Per quanto riguarda la sicurezza, un altro fattore molto importante, la Regione, Zaia ci ha sempre detto che abbiamo i magazzini pieni di presidi, effettivamente la situazione è sicuramente migliorata rispetto a marzo-aprile quando andavamo in cerca in tutto il mondo e tutti cercavano presidi, quindi non ce n'erano effettivamente. Adesso abbiamo i magazzini pieni, sì questo è vero, però si segnalano ancora delle sacche, delle criticità in cui abbiamo una carenza di presidi adeguati. Stiamo erodendo prestazioni da quel che è la normale attività sanità svolta negli ospedali per dedicarci invece a questa pandemia. È logico che l'obiettivo dovrebbe essere quello di riuscire a superare questa pandemia e nel contempo garantire anche tutte quelle prestazioni che al momento dobbiamo rinunciare ad erogare. Ecco, queste di fatto le richieste della triplice di CGIL, CISL e UIL alla sanità, alla regione, al governo e alla direzione generale. Proprio lunedì ci sarà un incontro tra i sindacati e il direttore generale Benazzi. Benazzi che da parte sua dice i numeri che sono stati diffusi dai sindacati non corrispondono alla realtà, li ridimensiona e dice anche che nelle prossime settimane saranno fatte delle nuove assunzioni sulla base di un concorso di azienda Zero. Ma sentiamo Benazzi. Non mancano 200 infermieri della sanità trevisana, tanto per essere puntuali e precisi, le organizzazioni sindacali lo sanno, perché noi mandiamo un bollettino a loro ogni settimana come da accordi, dove loro vanno a definire cose. Allora, cos'è che mancano? Mancano sicuramente, noi abbiamo assunto tantissime persone nell'arco del 2020,
compresi anche gli extra turnover che la Regione ci ha autorizzato, quindi persone in più rispetto alla dotazione organica. È chiaro che le malattie brevi e anche qualche volta le sostituzioni per la 104 oppure per le gravidanze non si riescono ovviamente ad avere perché le persone per le sostituzioni a tempo determinato non vengono. Teniamo anche conto che abbiamo 133 persone che sono assenti per Covid o perché in quarantena o perché ovviamente in isolamento fiduciario, e queste ovviamente si fa fatica a sostituirle per un motivo molto semplice, perché all'oggi non ci sono graduatorie per infermieri OSS. L'azienda Sdero sta facendo un grandissimo concorso di 5.000 partecipanti che dovrebbe chiudersi qui a dicembre. Noi saremo i primi ad andare a chiedere ovviamente oltre 100 persone, perché abbiamo bisogno ovviamente di sostenere i nostri che hanno difficoltà, però che manchino 200 persone, questo è un dato che non è sicuro. L'altra cosa, devo dire, i medici, lo sanno benissimo le organizzazioni sindacali, che purtroppo i medici specialisti non si trovano perché c'è stata una cattiva programmazione nazionale. Se loro riescono a portarmi qui i medici, lo dico sempre, lo dirò sempre, sono il primo che li assume domani mattina. Ecco, questa è anche una sorta di provocazione. Il problema più generale è che di fatto non sempre si trovano i medici anche con le specializzazioni che servono. Quindi tutte queste posizioni per darvi anche la complessità della questione sanitaria dal punto di vista di chi lavora all'interno dei nostri ospedali che sono per l'appunto sotto stress, come ci dicono anche i dati di giornata che sono stati illustrati prima da Zaia, ma adesso c'è anche la tabella, li possiamo vedere nel dettaglio. 2799 i nuovi casi di positività al Covid nella sola notte, quindi in un arco temporale che va dalle 17 di ieri alle 8 del mattino. C'è il dato di Verona, siamo a 660 nuove positività, segue Treviso con 503, 448 Venezia, 440 Padova, Vicenza 453, numeri elevati anche nelle province più piccole di Belluno e Rovigo, 126 e 96. Questo sul fronte, diciamo così, epidemiologico. I deceduti sono 2816, 52 in più in 24 ore, e questo dato è stato sottolineato dallo stesso governatore Zaia. Si tratta di uno dei dati più elevati di sempre sul fronte dei morti, dei decessi. E poi ecco, possiamo vedere questo dato. 1976, quindi quasi 2000 i ricoverati in area non critica, quindi nei vari reparti di malattie infettive, pneumologia, medicine Covid, 241 quelli invece che si trovano nelle terapie intensive del Veneto. La maggior parte, 228 di questi 241, sono positivi, soltanto 13 si sono di fatto negativizzati nel corso del ricovero. Dati ecco, che continuano a rimanere elevati, anche se dobbiamo rilevare il fatto che l'indice di contagio, l'RT, si sta abbassando, quindi probabilmente le misure che sono state adottate nelle scorse settimane sono servite a qualcosa. Torniamo a parlare di Covid, di cronaca e di attualità subito dopo la pausa pubblicitaria. Siamo di nuovo in diretta per darvi tutti gli aggiornamenti di oggi, anche di questo sabato 14 novembre. Vi mostro le immagini che mi sono appena arrivate in tempo reale, di fatto dalla collega Luisa Bertini, che si trova
sul litorale veneziano. In particolare qui sta rientrando e si è fermata per vedere com'è la situazione all'outlet di Noventa di Piave. Ecco, lo conoscete di fatto tutti, è uno dei parchi commerciali più famosi a nord-est. È vuoto, è un sabato assolutamente atipico, vedete tutta l'area intorno all'outlet di Noventa che è terribilmente deserta. Sono immagini che ci riportano alla primavera del 2020, a qualche mese fa, quando per l'appunto tutto era chiuso, quando il lockdown aveva in qualche modo interrotto parte delle nostre vite. Vedete, c'è l'albero di Natale che si vede anche dall'autostrada, tutto pronto, diciamo così, per gli acquisti pre-natalizi, per le varie iniziative poi del novembre, pensate al Black Friday, ma per l'appunto non c'è nessuno. La scorsa settimana, come sapete, alla fine si era trovato un dettaglio tra le pieghe del DPCM, si erano chiusi i centri commerciali ma erano rimasti aperti i parchi commerciali e anche le grandi metrature e non i centri commerciali, quindi era rimasto aperto l'outlet di Noventa, erano rimasti aperti i grandi negozi di bricolage, di mobili, per esempio l'Ikea. Era stato appunto un paradosso sul quale poi ci siamo interrogati anche per giorni, c'erano state delle polemiche e di fatto l'ordinanza di Zaia che è andata in qualche modo a chiudere anche questi parchi commerciali. Questo quindi il clima registrato dalla nostra Luisa Bertini. Questa sera ovviamente tutti i dettagli nel corso del nostro telegiornale. Adesso cambiamo decisamente argomento, o meglio rimaniamo sempre a parlare di Covid. Per certi versi è inevitabile farlo perché ormai coinvolge tutti i settori della nostra vita, anche quelli più personali, anche quelli più intimi. Per parlare dell'amore e del sesso ai tempi del Covid siamo collegati con lo psicoterapeuta, sessuologo clinico Andrea Ambrosetti. Buongiorno dottore. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i telespettatori. Grazie. Un argomento molto interessante. Sì, è molto interessante e poco indagato per certi versi, ma di fatto interessa tutti o comunque tanti, perché non solo è cambiato il modo di lavorare, non solo è cambiato il modo di muoversi, ma anche di vivere la propria relazionalità, le proprie storie, la propria affettività e sessualità, o mi sbaglio? In realtà le prime ricerche che stanno vedendo, una è stata presentata ieri al congresso AISPA, quindi proprio fresche recenti, divide molto la popolazione in aree. Le aree più colpite sono sicuramente quelle del nord Italia, e il secondo dato che è interessante è che chi è riuscito a rivivere gli spazi, il tempo libero, è riuscito ad avere anche un beneficio di queste nuove distanze. E invece le persone che costrette da tutta una serie di regole arrivano ad avere un disagio. In realtà i dati sono un po' a metà e metà, quindi abbiamo delle slide per entrare in merito a dei tecnicismi. Direi che metà hanno avuto un successo e un'altra metà invece ha delle grosse difficoltà. Adesso vediamo anche queste slide, le vedremo scorrere e lei ce le illustrerà. Ecco, cominciamo proprio dal punto di partenza, dottore. Qual è il punto di partenza dell'analisi che vogliamo fare oggi? Ma direi che al centro c'è la qualità della vita. Noi sappiamo tutti che una buona alimentazione,
regolare importantissimo il ritmo del sonno e della veglia, un po' di attività fisica o la capacità comunque di muoversi, una buona gestione delle emozioni e degli stati d'animo sono le regole basi per avere una qualità di vita soddisfacente. Ma cosa succede? Che ormai sono diversi mesi che queste buone abitudini sono fortemente messe in discussione. Se riesce a portare avanti le slide, possiamo vedere, per esempio, ho fatto una piccola cluster delle leggi che abbiamo ricevuto. Al primo posto abbiamo messo quarantena e la pressione dai parti dei governi, quindi un prendersi cura delle persone confinandole e dandogli dei confini che sono logistici, che sono ambientali. E questo ha prodotto generalmente all'osservazione dei sentimenti di rabbia, ma anche di colpa verso la leadership. Quindi due movimenti molto potenti, da una parte una rabbia e un'impotenza anche tante volte, e un rimorso di colpa. E il controllo dalla parte degli altri, come l'abbiamo vissuto, che cosa è successo, e questo porta anche a vivere situazioni di forte tensione che poi scarichiamo sulla muscolatura del corpo. Un altro elemento potrebbe essere l'aumento del potenziale della vicinanza e dell'intimità. Questo può portare a cambiare le regole della normale vita, di come eravamo abituati, portando una sofferenza di sofferenza. Per esempio questo cluster, le ricerche dimostrano che hanno disturbi del sonno, stanchezza, stati di cefalea. Altro problema può essere anche le persone che dimostrano una calma troppo apparente, una calma paradossale. Altra dimensione che mi viene in mente può essere il blocco con la famiglia. Prima una persona si muoveva, andava fuori, aveva delle relazioni sociali. Adesso una forzatura ambientale costringe le persone a cambiare le dinamiche all'interno della relazione di famiglia, con la moglie, con il marito e con i figli. Quindi dobbiamo rimparare a stare 24 ore al giorno all'interno della coppia. Una perdita economica, il pensiero della perdita immediata, ma anche la preoccupazione di una perdita futura, quindi l'incertezza del futuro. E quindi tutte queste dinamiche vanno a colpire la psiche delle persone, creando sentimenti di rabbia, di frustrazione, di paura, di angoscia e fortemente di stress. Ora, come sessuologo sappiamo che lo stress è una base per tutte le patologie. Se siamo stressati, la ricerca del piacere diventa secondaria. Se abbiamo delle somatizzazioni e dei malesseri, logicamente il piacere va in secondo piano. E dottore, il piacere è andato in secondo piano in questi mesi? Vediamo, no? Proviamo a dividere un po' per categorie, per cluster. La mia prima preoccupazione va sugli adolescenti. Generalmente noi abbiamo passato un'estate ed l'estate è il momento in cui ci apriamo, ci sono magari le prime esperienze, il primo bacio. Ora, la riflessione per i 13, 14, 15 anni che saltano questa possibilità, addirittura in una situazione di preoccupazione, di paura. L'idea del primo bacio, che era quello che un ragazzo si aspetta, adesso il primo bacio può essere legato al contagio di un virus. Abbiamo rischiato per gli adolescenti di saltare delle fasi importanti, delle fasi che poi creano la relazione quando diventano un pochino più adulti. Tante prime volte mancate, verrebbe da dire, dottore. Direi di sì. Perdiamo quelle buone occasioni, quelle best practice che cominciamo a fare in uno sviluppo normale, e se gli mettiamo la paura o la restrizione o il divieto, va di per sé che sono esperienze che saltiamo. Quindi la categoria in questo cluster più colpita sono i single e i giovani. Se invece saliamo di età, la chiusura degli alberghi,
l'impossibilità di muoversi negli spazi, la vecchia camporella, tanto per intendersi, dottore. E questo era chiamiamola la con il suo base nome, giusto chiamarla con il suo nome, ci mancherebbe altro. Sì, no, sono le 14, ma le nuove coppie dove vanno? Abbiamo gli alberghi chiusi, ma anche la funzione dell'amante, l'amante che in qualche modo teneva in piedi l'assetto familiare, la possibilità di muoversi nell'ambiente e quindi la conoscenza, il gioco della sensualità, gli stimoli ambientali, tutta questa fascia importantissima, perché siamo alla base poi di creare anche le fantasie. Logicamente, mancando l'esperienza, le persone hanno dovuto trovare delle soluzioni alternative. Ecco, diciamo quali, possiamo immaginarle, ma ecco, facciamolo capire, dottore. Ma partiamo anche da una piccola scritta che ho trovato in internet, no? Che è nella slide. Ognuno di noi in questo periodo dovrebbe evitare rapporti occasionali e qualsiasi contatto ravvicinato, compreso quello sessuale, con chiunque sia al di fuori della propria cerchia di conviventi. Oggi come oggi fare sesso con altri partner pur conoscendoli, aumenta in maniera significativa il rischio di contagio. Partendo da questa norma, questa regola che ho trovato nel web, la riflessione è che la sessualità che viene ed è atta dall'attivazione delle fantasie, che poi queste fantasie servono per portarle all'interno della coppia, vengono completamente a mancare. Cambiano le abitudini sessuali della coppia. Per esempio, se poi approfondiamo, si è notato nei single un grandissimo utilizzo della rete, di internet, un utilizzo della pornografia purtroppo. E nonostante nel periodo estivo ci fosse una libertà, tra virgolette, maggiore, queste abitudini si stanno mantenendo. C'è una ricerca che dimostra come nel periodo di fine marzo i siti sex, chiamiamoli così, hanno avuto un'impennata potentissima. E con tutte le conseguenze che immagino comporti l'abuso di pornografia online, dottore. Sì, moltissima, specialmente nei single, nelle persone sole, negli adolescenti. Ora non stiamo parlando di patologie, stiamo parlando sicuramente di cambio di abitudini. Ecco, ma poi quando bisognerà, e ce lo auguriamo tutti, ritornare alla normalità, ci sono dei soggetti, delle persone che rischiano di rimanere indietro? Saltando delle esperienze che noi reputiamo fondamentali, io non voglio fare previsioni, quantomeno osserviamo che mancano queste esperienze. L'idea delle persone più colpite rimangono comunque la fascia 15-35 anni, i primi volti alle prime esperienze, la seconda fascia volta a concretizzare la propria relazione, ma la relazione si intende sia con se stessi, quindi la possibilità di darsi delle possibilità, sia nell'incontrare l'altro e quindi creare quello che è una coppia. Spezziamo una lancia a favore, dottore, degli amanti. Si parla poco degli amanti, prima lo abbiamo fatto, ma concentriamoci un attimo su questa categoria, sempre bistrattata, ma insomma per certi versi molto utile anche al ménage di coppia. L'assenza di amanti, mi spiegava poco fa lei stesso, porta le coppie a scoppiare più velocemente perché hanno una funzione, diciamo così, lenitiva, o sbaglio? Sì, anche una funzione regolatrice in alcune coppie. La possibilità, cioè la mancanza della possibilità di uscire tra la classica coppia, quindi non nascondiamoci dietro una foglia di fico, no? In realtà dobbiamo accogliere che diverse persone, in maniera anche importante statisticamente, hanno l'amante e l'amante diventa un
portare un aumento anche della fantasia e della sessualità all'interno della coppia. Quindi anche questa parte che viene repressa può portare all'interno della coppia degli squilibri che prima non c'erano. La funzione invece dell'amante classica, che non è supportiva alla coppia ma in tempi normali c'è e basta, il non poter vivere quel rapporto può portare a un disequilibrio e una sofferenza della persona. Ma lei nella sua attività di psicoterapeuta, tra l'altro molto apprezzato, lei cosa ha visto in questi mesi? Ha visto tante coppie scoppiare? Ma più che tante coppie scoppiare, tante coppie mettersi in discussione. La discussione della coppia l'ho vista essenzialmente in due aree. Nella rigestione dei rapporti genitori-figli, perché stare a casa con i figli 24 ore al giorno non è proprio così semplice. Noi pensiamo, lo amiamo, lo pensiamo col nostro cuore, ma poi stare a contatto in maniera così esposta non è semplice. Poi all'interno della coppia ho visto un cambiamento delle dinamiche anche del dialogo. Un elemento particolare è hai più tempo, quindi puoi avere più intimità. Questi dati ci dicono che è solo il 50% delle coppie, mentre altre persone sono andate in sofferenza nel dover rimanere a contatto tutto il giorno. Un'altra riflessione può essere che avendo a disposizione sempre lì la possibilità del contatto affettivo, proprio perché è a disposizione in qualche modo può perdere l'interesse. Poi c'è una slide su questo punto che ci fa vedere la 9. Sì. Quanto senti di aver messo in atto atteggiamenti, comportamenti seduttivi nei confronti del tuo partner. La ricerca è una ricerca AISPA, che è una scuola di sessuologia della dottoressa Polloni che ha presentato ieri, e ci fa vedere che un buon 67% non ha avuto pochissimi e pochi comportamenti seduttivi. Quindi è un dato molto importante. Gli altri, né poco né tanto, direi che non è variato, ma è il 20%, e abbastanza e moltissimo sono un 10% di quella popolazione che ha potuto trarre da questi momenti più funzionalità e più conoscenza del partner. Quindi queste sono state coppie che sono riuscite a utilizzare il periodo del Covid in maniera positiva e hanno avuto un beneficio all'interno della coppia. Quindi di fatto la minor parte in assoluto, possiamo dire. Purtroppo sì. Quello che è allarmante è il pochissimo, il 42% ritiene di non aver avuto durante quel periodo atteggiamenti e comportamenti seduttivi. La seduzione è una forma di comunicazione, è una danza. Venendo a mancare questo desiderio non parte l'intimità della coppia. Un altro dato che può essere interessante è come una persona, stiamo parlando di adulti, durante la quarantena si percepiva attraente. Il 47,27% ha risposto che si sente meno attraente. Anche questo mi permette di fare delle speculazioni. Se sto in casa tutto il giorno e devo lavorare magari attraverso la rete, attraverso un computer, quelle buone abitudini di vestirsi, pettinarsi, truccarsi, prepararsi per andare nel lavorare, nel mercato, nel mondo, viene a mancare. E questo è un po' il mancanza di magari di prendersi attenzioni per se stesso. I parrucchieri chiusi, gli estetisti chiusi vanno a toccare quella che è la forma di intimità, specialmente per persone visive, devono sentirsi a posto prima di presentarsi all'altro. Quindi anche questo dato direi che è interessante nel poter valutare come una persona si può anche presentare per incontrare l'altro. Ecco, diciamo dottore che solo 5 persone su 100
hanno tratto beneficio dalla quarantena e da questo periodo di emergenza, insomma, è un dato sconfortante, diciamocelo. Indubbiamente oggi è un pochino presto fare delle previsioni futuristiche, e quantomeno possiamo fare delle osservazioni. Questa crisi, che non è solo sanitaria ma colpisce tanti o quasi tutti i settori, ha creato un forte cambiamento nelle abitudini, un cambiamento nella quotidianità. Dobbiamo, come esperti, imparare ad affrontare questo cambiamento con una struttura il più possibile adattiva e non rigida, e aprire gli orizzonti anche a nuove modalità di cura. E ecco, tra l'altro, noi stiamo parlando di abitudini, di emozioni, della dimensione sessuale, che ha ovviamente anche una dimensione chiaramente fisica e clinica. In questo periodo avete osservato un aumento delle malattie, delle criticità al pavimento pelvico, mi diceva. Sì, indubbiamente. Allora, anche qui abbiamo una ricerca dove si nota che abbiamo un aumento delle disfunzioni erettili e un aumento dell'anoresmia. Con dati, per esempio nell'anoresmia passiamo da un 28,38% a un 35%, e quindi è un dato molto importante. Certo. Quindi il potersi abbandonare, potersi lasciare andare e accedere al piacere. Logicamente, se viviamo uno stato tensivo, diventa molto più difficile. In compenso abbiamo invece delle patologie, per esempio l'eiaculazione ritardata, che paradossalmente è diminuita, anche sintomi di eiaculazione precoce sono diminuiti, e quindi, come dicevamo prima, direi che siamo metà e metà, un po' con bonarietà, ma questi sono i dati. Pensavo onestamente anche peggio. Io invece, come lei stava evidenziando prima, nel mio studio, parlando con il team di colleghi con cui collaboro, che vanno dalle ostetriche alle ginecologi, ai fisioterapisti, ai proctologi, si è notato che nel periodo del Covid c'è stato un sovraccarico dei muscoli pelvici, quindi il pavimento pelvico. Il pavimento pelvico è la base, è un muscolo importantissimo non solo per la sessualità ma per il benessere della vita. E le cause sono riconducibili a forma di ansia e stress che cambiano la quotidianità, quindi un senso di pericolo importante. Che cosa succede quando cominciamo a avere disfunzioni al pavimento pelvico? Generalmente le due aree sono legate all'ipertono o all'ipotono, che di per sé l'ipertono non è assolutamente una patologia, ma se abbiamo una spina di dolore, dopo iniziamo un circolo cronico e vizioso di problematiche che vanno dall'alterazione dello svuotamento del basso tratto urinario a disfunzioni della defecazione, le disfunzioni sessuali, incontinenza fecale e i gas, incontinenza urinaria, prolasso degli organi pelvici. Certo, quindi tutta una serie di criticità che si riscontrano a livello fisico, dottore. Siamo alle battute conclusive. Vorrei da lei un messaggio. Ci sono tante criticità in questo periodo, ma anche quelle afferenti all'emotività, alla sessualità sono importanti, e per questo è importante rivolgersi anche a dei clinici, a degli esperti, se la situazione sfugge troppo di mano. È così? Se la sente di lanciare questo tipo di messaggio? Ma guardi, lo rilancio anche. Un esperto direi che non basta, nel senso che oggi dobbiamo parlare di collaborazione tra colleghi, poter offrire un servizio multidisciplinare con dispetti approcci. Io sono qualche anno che con fatica e con soddisfazione riesco ad avere un team di colleghi che va dal ginecologo all'urologo al proctologo, cioè da solo come psicoterapeuta sessuologo sono solo una parte del problema. Certo. Quindi l'invito è poter sensibilizzare la domanda
delle persone che vogliono più specialisti che seguono la problematica, mentre per chi offre lavorare in team, perché non è possibile, le ricerche lo dimostrano, trattare le disfunzioni solo con un approccio. Un approccio quindi multidisciplinare, dottore. Siamo davvero alle battute conclusive, devo mandare la pubblicità. Io la ringrazio per questo spazio, perché anche questa è informazione, perché bisogna prendersi cura di tutti gli aspetti della nostra vita. Grazie al dottor Andrea Ambrosetti, sessuologo, psicoterapeuta, psicologo. Buon lavoro davvero. Grazie a voi, un saluto e un invito. L'invito è: godiamo e impariamo a godere del tempo libero, perché sembra l'item che crea poi tutto quello che abbiamo visto oggi. Grazie della possibilità e una buona giornata a tutti. Grazie dottore, alla faccia del Covid, verrebbe da dire. Adesso per noi qualche istante di pubblicità, tutti gli aggiornamenti subito dopo. In diretta per tirare le fila di questa prima parte di giornata, tanti gli spunti anche oggi come sempre del resto ormai, partendo da quanto detto dal governatore Zaia nel corso della conferenza stampa. Nelle prossime ore, da lunedì, arriveranno in Veneto 5.000 test fai da te che saranno quindi sperimentati sul campo. Zaia che è tornato a lanciare l'appello, un appello forte e chiaro alla responsabilità di ciascuno. Entra in vigore la nuova ordinanza, ne abbiamo parlato a lungo, già sono cambiati per certi versi i volti delle nostre città. Queste per esempio sono le immagini che arrivano dal mercato di Ponte di Piave, che si è tenuto nel rispetto di tutte le normative. Siamo ritornati alla primavera 2020, percorsi differenziati, uomini della protezione civile, degli alpini all'opera per regolamentare i flussi, scenari del genere in ogni parte del Veneto, dove i centri commerciali sono chiusi anche i parchi commerciali. Dalle 15 di oggi si potrà entrare nei bar, ma si potrà consumare solo da seduti, e questo fino alle 18, perché come sapete ormai alle 18 si chiudono tutti i locali. C'è un divieto di fatto di passeggiata nei luoghi più soggetti ad assembramenti, quindi nelle vie dello Struscio, nelle piazze sul lungomare. Insomma, questa è la fotografia, se vogliamo, del weekend che ci apprestiamo a vivere, e il Veneto è tra le poche regioni in Italia a rimanere nella fascia gialla, quindi da così a peggio, verrebbe da dire per certi versi. La buona notizia è che il famigerato R Conti, l'indice di contagio, oggi è a 1,29, è uno dei più bassi da diverse settimane a questa parte, quindi fa ben sperare sull'evoluzione delle prossime settimane della curva epidemiologica. Insomma, una situazione che monitoreremo come sempre in continua evoluzione. Entriamo in diretta nuovamente alle 18:30 con il TG del Veneto, 19 Venezia, 19:30 Treviso, Belluno. Ringrazio e saluto Mattia Pizzaia e Alberto Piovesan dalla regia, un cortese saluto anche a tutti voi. Adesso ci sono le previsioni del tempo. Il dono del sangue è un atto d'amore. Ti aspettiamo. Bentrovati al meteo. Cala la pressione atmosferica, tuttavia sabato 14 novembre il tempo sarà ancora stabile. Vediamo insieme che giornata sarà. Sul Veneto il cielo sarà piuttosto grigio. La nostra grafica ci mostra che la nuvolosità più compatta, mista anche a qualche nebbia, la troveremo sulle pianure e nei fondovalle. In montagna durante le ore centrali non si escludono anche temporanee schiarite. Vediamo anche le temperature minime fino a 8 gradi, valori massimi invece tra 11 e 14 gradi.
Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, molte nubi ovunque anche qui con cielo coperto, sui rilievi invece saranno possibili delle parentesi anche più soleggiate. Temperature minime tra 5 e 9 gradi, massime sui 13-15 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, anche qui la situazione però sarà un po' diversa, il sole sarà più presente, solo con qualche locale addensamento ma del tutto innocuo. Temperature minime sui 2-5 gradi, massime sui 13 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Se puoi, dona, se non puoi, spargi la voce.